Prima di presentarvi gli ospiti di questa sera, volevo come sempre ringraziare il Consiglio Comunale, l'amministrazione che ci ha dato la possibilità di usufruire della sala, e questo è molto importante. Io non ho altro da dire che presentarvi gli ospiti questa sera. Purtroppo doveva essere in presenza la dottoressa Patrizia Gentilini, oncologa e ematologa, però c'è stato un piccolo incidente a suo marito e non può spostarsi, ma che comunque in ogni caso è là che vi vede e che voi la vedete, e la prossima volta l'avremo senz'altro qua. E poi qui vicino a me Max del Papa che racconterà la sua storia, perché lui si è vaccinato, voglia o non voglia, perché ci credeva o non ci credeva, sarà lui a dircelo. Purtroppo è successa una cosa molto grave, perché è un tumore al sangue, ma sarà lui ovviamente a dire ciò. Poi ci saranno anche i suoi libri là all'entrata. Allora partiamo con la dottoressa Patrizia Gentilini, perché ci parlerà del vaccino ovviamente, e che collegamento c'è tra il vaccino e il tumore. Perché casi credo che hanno fatto dei studi, lei e soprattutto il dottor Alberto Tonzelli, e ci dirà che tipo di collegamento c'è. Poi magari se avanza un po' di tempo, ma non so se avanza, volevo pregare la dottoressa Gentilini che magari ci può dire qualcosa sull'OMS. Sapete che il 27 mi pare di questo mese c'è la prima riunione dell'OMS, e che cosa sta girando, magari ci dà qualche annuncio, qualcosa, qualche finestra aperta, non lo so. Poi ho detto già tutto di Max, e quindi cosa volevo dire? A voi un buon ascolto. Grazie dottoressa Gentilini intanto. Buonasera, grazie mille. Allora, quindi posso partire, Giorgio? Sì, vai pure, tranquilla. Perfetto, benissimo. Allora, buonasera. Avrei avuto molto piacere di essere lì di persona, ma insomma per questa volta non ci sono, spero magari in un'altra occasione. L'argomento che andiamo ad affrontare questa sera, che cercherò, come dire, di spiegare, è un argomento che mi ha subito interessato, dato appunto anche quella che era il mio settore di lavoro, dell'oncologia. Il rischio cancerogeno di questi preparati, di questi pseudovaccini a mRNA contro la Covid-19. Ci tengo a dire che io sono un medico in pensione ormai da tanto tempo, perché ho una certa età, non ho alcun conflitto di interesse, e quindi tutto quello che faccio è a titolo assolutamente, diciamo, gratuito e volto proprio per la difesa della salute pubblica. Ecco, mi sono occupata tanto anche di problemi ambientali, di inquinamento, e con questa vicenda del Covid mi sono buttata a cercare di capire cosa stava succedendo. Io ho preparato una serie di slide perché spero di essere più chiara. Nel caso, se ci fosse qualcosa, magari Giorgio mi puoi interrompere, insomma, non è che voglio fare facciamo alla fine. Facciamo se qualcosa non è chiaro. Patrizia, facciamo alla fine, magari se dopo l'intervento di Max tu resti un altro quarto d'ora, magari per le domande. Sì. Ecco, allora io ho cercato anche di fare uno schema abbastanza didattico, se vogliamo, quindi
vi affronteremo un attimo quelli che sono gli aspetti epidemiologici, le testimonianze di oncologi e scienziati che hanno cominciato a denunciare una situazione anomala a cui assistevano, quali sono i meccanismi che possono spiegare proprio come mai questi prodotti possono, facilitare l'insorgenza o anche il riaccendersi di tumori in precedenza magari già guariti o ben controllati, poi una serie di studi comunque pubblicati, quindi in definitiva le conclusioni. Ci tengo anche a dire come premessa che tutto quello che io vi riporto, voi vedrete, avrà comunque una citazione bibliografica. Noi non possiamo permetterci di inventare niente, tutto quello che dico ha una base da un punto di vista scientifico. E c'è una premessa da fare e che voglio fare, e tra l'altro anche qui vi faccio vedere questo articolo uscito ancora nel 2022 che diceva appunto dov'è la verità Covid-19, insomma, perché questo un medico, un neurochirurgo, diceva questo evento della pandemia è una delle situazioni più manipolate della storia, caratterizzato da bugie ufficiali in un flusso infinito guidato da burocrazie governative, associazioni mediche, media e via dicendo. Abbiamo assistito a una lunga lista di intrusioni senza precedenti nella pratica medica, attacchi a medici esperti, distruzione delle loro carriere da parte di individui non qualificati con enormi ricchezze, potere e influenza. Quindi ormai sono passati 2 anni e purtroppo questa sorta di muro di gomma, soprattutto nel nostro paese, ancora rimane. E perché vi faccio questa premessa? Perché è estremamente difficile pubblicare dei lavori che non siano allineati. C'è una quantità enorme di lavori che incensano, l'efficacia, la sicurezza dei vaccini. Quando però uno va a pubblicare qualcosa controcorrente sulla base di dati trova enormi difficoltà e magari poi i ricercatori, gli autori devono comunque ammettere che comunque questi vaccini comunque funzionano, anche se i loro risultati dicono esattamente il contrario. Quindi viviamo in un clima di censura di cui tutti credo abbiamo assolutamente consapevolezza. Allora, quali sono gli aspetti epidemiologici? Cosa vuol dire aspetti epidemiologici? Quali sono i dati basati su numeri ufficiali, di statistiche ufficiali che vengono da una serie di paesi che hanno messo a disposizione questi dati su quello che è l'incidenza, quindi il numero dei nuovi casi di cancro che si verificano oppure la mortalità. Ecco, ci sono una serie di paesi che sono l'Inghilterra, gli Stati Uniti, la Svizzera e come vedremo soprattutto il Giappone che hanno messo che pubblicano dati, per esempio tipo di Istat, tipo altri dati, altre agenzie, che permettono a ricercatori indipendenti di andare a analizzare questi dati e quindi capire se c'è veramente un allarme, un aumento di questi di tumori in conseguenza appunto della pandemia e dei vaccini. Analizziamo quindi il primo paese che è l'Inghilterra, in particolare un'età che è quella dei 15-44 anni, cioè delle persone più giovani. Allora, questo è un lavoro pubblicato da questo... Scusi, però non si vedono le slide. Oh là, come mai? Anche ingrandisce lo schermo. No, c'è già... Anche ingrandisce. Non va avanti. No, proprio non si vedono, si vede solo l'immagine di lei. Solo l'immagine iniziale? Sì. Provo a fare interrompi condivisione e poi dopo riprovo a fare la condivisione dello schermo. Scusa, perché se non si vedono. Proviamo così. Recording in progress. Ecco, vediamo, accetta. Recording stopped. Questa la vedete? Sì.
Ecco, allora, questi appunto i paesi che hanno messo a disposizione dati da cui si può, come dire, valutare insomma quello che è l'andamento di queste patologie. Guardiamo i dati dell'Inghilterra, questa la vedete, sono andata avanti di una. Sì. Ah, perfetto, allora questo è un lavoro basato sui dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica dell'Inghilterra, che come vedete è un preprint, non è passata ancora una revisione paritaria, però è disponibile, ed l'analisi è stata fatta da due ricercatori portoghesi che sono un matematico e uno statistico. E cosa hanno fatto? Loro hanno analizzato la mortalità, la disabilità per cancro tra i soggetti di questa età, notando un aumento consistente della mortalità e della morbilità che comincia dal 2021 e aumenta nel 2022. E quindi si sono chiesti anche perché, analizzando per fasce di età, questo aumento riguarda soprattutto le classi più giovani. Allora, la cosa interessante è questa: dal 2010, vedete il grafico, spero, dal 2010 in poi, quella che era il tasso di mortalità per cancro in questa fascia di età nel Regno Unito come in altri paesi, fortunatamente, voi vedete, stava diminuendo da circa 15 casi, 15 morti, 15 decessi ogni anno, ogni 100.000 persone di questa fascia di età, al 2020 eravamo a 12. Dopodiché però nel 2021 e nel 2022 abbiamo superato la mortalità che si registrava nel 2010. E questo è il numero assoluto dei decessi, sempre nello stesso periodo. E che cosa hanno visto? Hanno visto, questo è il confronto della mortalità, sempre il tasso di mortalità per 100.000, rispetto ai 10 anni precedenti. Voi vedete che l'andamento della mortalità era più o meno questo, e questo è il picco, il confronto che si verifica. E questo è un indice, diciamo, statistico che fa vedere com'è una differenza non casuale, ma insomma sicuramente reale, di cui bisogna chiedersi ovviamente il motivo. Ma quali sono nella Inghilterra i tumori che hanno registrato nel 2021 e nel 2022 l'eccesso di mortalità? Sono al primo posto, voi vedete, il melanoma, i tumori della pelle. Il melanoma è un tumore maligno della pelle. Al secondo posto ci sono tumori, diciamo in generale, sito non specificato, al terzo posto il colon, al quarto posto il cervello e a questo posto qui, questi grigi, è la mammella. Quindi questo è, voi vedete l'andamento che c'era nel 2021 e questo l'andamento che c'era nel 2022. Addirittura nel 2020 c'era un calo per quanto riguarda questi tumori, perché sono sotto la linea dell'1. Quindi al primo posto il melanoma, sedi non specificate, colon e cervello. Dopodiché, quindi in Inghilterra c'è questa situazione. Andiamo a vedere cosa succede negli Stati Uniti. E vedremo che molte cose si ripetono, quindi anche questo è chiaramente un dato da tener conto. Lì hanno un tipo di registrazione dei decessi diverso, nel senso che la diagnosi di decesso, quando una persona muore, può essere riportata come causa iniziale oppure come causa multipla. C'è il tumore, ma ci sono anche tanti altri concause, magari patologie, che possono avere creato questa situazione. Allora, per quanto riguarda i decessi del cancro come causa iniziale, nel 2020 c'è stato un aumento dell'1,7%, nel 2021 del
5,6%, del 2022 quasi l'8%. E ancora più significativo, voi vedete diciamo le diagnosi di cancro unito ad altre cause, quindi una persona magari che aveva insufficienza renale, problemi cardiaci o altre patologie che però hanno concorso chiaramente alla gravità della situazione e quindi alla morte. E voi vedete che anche per questa tipologia diciamo di segnalazioni i decessi per cancro sono nettamente aumentati, addirittura nel 2022 c'è stato un eccesso, un aumento del più 16,4%. E vi prego di notare come sia in Inghilterra ma anche negli Stati Uniti l'incremento è stato soprattutto a partire dal 2022 e poi dal 2021, scusate, e poi ulteriormente cresciuto nel 2022. Allora, anche qui nella fascia di età che vi avevo fatto vedere prima, 15-44 anni, voi vedete che la mortalità dal 2010 era in calo fortunatamente. Quindi da 14 casi più o meno come era in Inghilterra di 100.000, qui eravamo appena sopra i 12 e appunto il grafico fa vedere come nel 2021-2022 c'è questa impennata. E questi sono i decessi come causa, in cui il tumore è la causa iniziale. Questo grafico vi fa vedere la variazione dei tassi della mortalità in eccesso come causa iniziale nel 2010-2022 rispetto alla mortalità complessiva. Allora, voi vedete che nel 2010-2011, qui ci sono tutti gli anni, la mortalità per tutte le cause era la barra azzurra e la mortalità per cancro era questa barrettina rossa, ok? Quindi qui vedete questi dati e l'andamento che è un andamento assolutamente, diciamo così, fisiologico. Nel 2020, 2021 e 2022 c'è un eccesso rispetto ai 10 anni precedenti di mortalità per tutte le cause, quindi qui ci sono anche tutte le morti magari per eventi cardiovascolari, ma anche le morti per Covid nel 2020, quindi rispetto a tutte le morti. E vedete che diciamo rispetto a tutte le morti per cancro sono queste nel 2020, aumentano nel 2021 e ulteriormente nel 2022. Riuscite a seguirmi? Sì. Ecco, perfetto. Adesso andiamo veloce, non volevo, però insomma, tanto per darvi dei dati che non è l'impressione o il singolo caso, eccetera. Quindi ci sono dati epidemiologici che assolutamente ufficiali. Ecco, questo è l'eccesso di mortalità durante la pandemia 2020, 21 e 22 per i gruppi di età da 0 a 9 anni, da 10 a 19 anni decennali, voi vedete, ecco. E voi vedete che soprattutto l'eccesso di mortalità si riscontra in questi primi anni, proprio nelle fasce assolutamente più giovani e soprattutto nelle fasce più anziane, praticamente dai 70 ai 74 anni fino agli 80 anni. Le barre, voi vedete, 2020 sono quella verdina e grigia, 2021 rosa azzurra e 2022 rosso e blu. Quelli che sono al di sopra è l'eccesso, quell'altro invece è quando c'è stata, si è riscontrata diciamo una diminuzione rispetto a quella che era la situazione di riferimento. Quindi sono praticamente tutti eccessi anche molto significativi, soprattutto in queste fasce di età più anziani. Ecco, e parliamo sempre della mortalità per cancro. E anche in questo caso quali sono i tumori per i quali c'è stata la maggior mortalità voi vedete che
al primo posto c'è il tumore dell'ovario, questo negli Stati Uniti, sempre guardate la bandierina, al secondo posto leucemia, prostata, tumori del cavo orale, dell'orofaringe, della pelle, utero e via dicendo. Quindi nel 2000, soprattutto 22, la barra rossa, c'è stato questo aumento e la maggior mortalità si è registrata per questi tipi istologici. Per quanto riguarda il cancro come causa di morte insieme ad altre cause, quindi per cause multiple, voi vedete anche qui la mortalità nel 2010 stava diminuendo in maniera notevole, ma poi è aumentata a partire soprattutto dal 2021 e dal 2022. Andando avanti, ecco, questo vabbè, è un'altra cosa, questo vi fa vedere i decessi come causa iniziale con la crocettina azzurra in alto, il decesso come causa iniziale con questo pallino, sono questi qui come causa iniziale, quelli con la crocetta azzurra, quindi causa tumore più altre malattie, sono di sopra e sono, come voi vedete, entrambi aumentati, e facendo il rapporto fra mortalità per caso come causa multipla o causa singola, assolutamente si vede questo andamento estremamente significativo. Questo lavoro finisce con queste considerazioni. L'aumento di tumori come causa iniziale potrebbe indicare un aumento inaspettato dell'incidenza di tumore fatale a crescita molto rapida o un'accelerazione di tumori già esistenti. Gli eccessi sono soprattutto fra 15 e 24 anni sopra i 65 anni e in particolare per i soggetti più anziani c'è stato un aumento molto importante iniziato nel 2021, 4 più 8% e addirittura nel 2022 più 11,5%. I risultati indicano che dal 2020 c'è evidentemente qualcosa di nuovo, un fenomeno che porta a questo aumento di mortalità per cancro. Questo è quello che succede in Svizzera. In Svizzera abbiamo a disposizione i dati della più grande assicurazione privata che ha pubblicato il numero dei soggetti che ogni anno, dal 2013 in poi, richiedevano l'inizio di una chemioterapia, quindi persone affette da chemioterapia, qualunque tipo di tumore, che avevano bisogno di chemioterapia. Voi vedete, questi sono gli anni, 13, 14, 15, il numero varia, magari da 90.000, poco più di 100.000, in questo caso 79.000 persone, 82.000, 88.000, eccetera. Che cosa si vede? Si vede che c'è una crescita enorme nel 2021 e soprattutto nel 2022 con 153.000, quindi quasi 153.000 soggetti rispetto ad una media quindi degli anni precedenti di 92.500 soggetti che ogni anno avevano bisogno in Svizzera di cure antitumorali, si è passati a 153.000 soggetti anno, quindi un aumento estremamente significativo. Ecco, i dati però sicuramente più interessanti anche perché diciamo più aggiornati e più specifici insomma su questo argomento vengono dal Giappone, che li raccoglie in maniera estremamente puntuale. Questi dati, ci tengo a dirlo, sono stati presentati da un professore di oncologia, Masanori Fukushima, che si è collegato il 19 aprile in un convegno che c'è stato a Roma, e tutta anche la sua registrazione della sua relazione, che è un professore emerito di oncologia, è disponibile sul sito della Commissione Medico-Scientifico Indipendente.
Allora, questo è uno studio, anche lui è fra gli autori, questa è una sua collaboratrice, che ha analizzato e pubblicato la mortalità per quanto riguarda per i tumori aggiustata a seconda dell'età. Qui adesso c'è questa finestra che mi nasconde, ecco, nel 2020 e nel 2022, confrontandola anche qui con i 10 anni precedenti. Quello che emerge è che nel 2020, che è l'anno del Covid, non c'è nessun eccesso di morte per cancro. E la cosa interessante, loro hanno diciamo proprio messo in relazione l'andamento della mortalità con quello che era l'andamento della vaccinazione. Nel 2021 si vede un aumento della mortalità dopo la prima e la seconda dose e nel 2022 in maniera ancora più significativa in relazione alla terza dose. Ecco, anche in Giappone c'era un rallentamento, una diminuzione fortunatamente dell'incidenza della mortalità per i tumori più frequenti, polmone, colon retto, stomaco e fegato fino al 2020, come abbiamo visto anche negli altri paesi, ma poi questa mortalità è nettamente aumentata. Ecco, questo qui era l'andamento della mortalità dal 2010 per entrambi i sessi e voi vedete la diminuzione che era in atto. Questo è l'anno del Covid e quindi non c'era nessun aumento che compare invece successivamente. E questo è molto interessante perché questo è l'andamento della mortalità. Questo è l'andamento delle vaccinazioni, prima e seconda vaccinazione. Questa righina gialla in basso è il numero delle persone che erano vaccinate mensilmente. E voi, ecco, perché molto spesso un'obiezione che si ha dice ma è il Covid che diciamo può avere come c'è long Covid, sicuramente è anche legato all'infezione del virus questo aumento di mortalità. Vedremo che anche il virus può avere un'azione di questo tipo, ma se voi vedete l'andamento, la percentuale di popolazione che era infetta da Covid è praticamente trascurabile e i picchi di mortalità ci sono invece in coincidenza proprio con le vaccinazioni, prima e seconda dose, terza dose e via dicendo. Ecco, questo capite è estremamente suggestivo perlomeno, ecco. E in questo lavoro poi sono state analizzate quelle che sono alcuni specifici tipi di cancro, in particolare, torno indietro, che ecco, cancro ovarico e leucemia, in questo caso al primo questo grafico in alto, anche qui in corrispondenza con le vaccinazioni e questo anche in corrispondenza per quanto riguarda le leucemie. Un altro tumore è il tumore della prostata e il tumore del cavo orale. Lo stesso andamento, quindi è stato fatto uno studio estremamente puntuale e accurato. Le conclusioni di questo studio sono che sono aumentate in maniera statisticamente significativa, quindi che non può essere attribuita al caso, i tassi di mortalità per tutti i tumori, soprattutto per l'ovaio, leucemia, prostata, cancro del cavo orale, pancreas e mammella. E questi si sono osservati dopo che 2/3 della popolazione giapponese aveva ricevuto la terza o successiva dose di vaccino a mRNA. Ecco, e le conclusioni sono che questi aumenti possono, in particolare per i tumori, ad esempio anche dell'ovaio, della mammella, eccetera, o della prostata, possono essere correlati ad un'azione, diciamo, che sono tumori ormonosensibili, possono essere, come dire, anche ascritti, causati da molteplici modalità di azione cancerogena che questi vaccini hanno,
e non, lo dicono esplicitamente, all'infezione della Covid o al fatto che magari non si sono fatti controlli o sono state rimandate, soprattutto nel periodo del lockdown. Ecco, all'inizio può esserci stato questo effetto, ma è impensabile che possa essersi prolungato anche successivamente. Come siamo messi in Italia? Allora, in Italia purtroppo un punto interrogativo, perché mancano dati affidabili e certi. Purtroppo disponiamo solo di stime. Anche in Italia, avrete sentito, è stato lanciato l'allarme anche dal ministro Schillaci all'inizio anno e poi anche in precedenza, quindi c'è un aumento di 18.000 casi in più rispetto a quello che era l'atteso. Ma ripeto, si tratta purtroppo di stime e non disponiamo più di dati che diciamo fondati insomma su numeri reali che una volta erano raccolti dai registri tumori. Adesso si è costituito un registro nazionale, i registri tumori sono qui confluiti, ma si è persa la mappa un po' del territorio. Però che ci sia un aumento di tumori anche in Italia, soprattutto nei giovani, è stato ampiamente riportato. Ecco, allora, davanti a questa situazione io voglio ricordarvi quelli che sono proprio le facce, chi ci ha messo la faccia, oncologi, scienziati, che poi hanno anche pagato a caro prezzo la loro testimonianza, il loro coraggio. La prima è questa dottoressa svedese che nell'agosto del 2022 è stata la prima a parlare di turbocancer, a coniare questo termine. Lei è una patologa, quindi soprattutto esperta di tumore della mammella, e ha cominciato a rilasciare delle interviste dicendo: io vedo dei tumori enormi di 7-8 centimetri che non vedevo più non ho mai visto nel corso della mia carriera, c'è qualche cosa che assolutamente non mi torna, insomma, e quindi ha parlato di questi tumori molto aggressivi in età giovane, eccetera. E lei anche poi è stata rimossa dal suo incarico, insomma, quindi problemi ne ha avuti non pochi. Questo è un altro oncologo, direttore di una facoltà insomma, di oncologia a Londra, che anche lui ha detto proprio testimonianze personali: io ho amici, questo si è malato di linfoma, un altro di mieloma, quest'altro che stava bene, ricaduto, eccetera. Lui non ha portato dei dati ufficiali, ha detto: io nella mia esperienza anche personale non mi è mai capitato di vedere una cosa del genere. E queste sono due testimonianze al Senato degli Stati Uniti della dottoressa Lindsay e di quest'altro direttore, che hanno denunciato poi la contaminazione da plasmidi, che vedremo in seguito. E questo è il professor Masanori Fukushima, questo professore emerito di oncologia. Questo è quando proprio è intervenuto nel convegno di Roma del 19 aprile. Andiamo bene, Giorgio? Dimmi, vi faccio addormentare o posso andare avanti? Vai pure avanti, tranquilla. Ok, perfetto. Allora, adesso brevemente, per non annoiarvi troppo, però per farvi capire perché molte cose si stanno capendo su quelli che sono i meccanismi complessi e molteplici, ecco, ci tengo a dire, per cui questi preparati possono avere un'azione cancerogena. Innanzitutto voi saprete che questo mRNA è incapsulato in questi nanolipidi, sono particelle che hanno la capacità di attraversare qualunque membrana e quindi hanno detto che il vaccino rimaneva nel sito di iniezione, quindi invece in realtà può diffondere nel giro di poche ore al sangue, ai minerali, all'ovaio, al midollo osseo, va dappertutto, ecco, per capirci, grazie proprio al fatto che è incapsulato in questi nanolipidi. Poi questo problema della contaminazione da plasmidi che va capito, ed è molto interessante anche questo. Che cosa hanno fatto? Cosa sono plasmidi? Sono dei residui, dei frammenti di DNA, perché all'inizio Pfizer utilizzava un procedimento
abbastanza sicuro, che è questo della reazione a catena della polimerasi, che consente di avere un prodotto puro, ma è un processo diciamo piuttosto complesso e lento. Per velocizzare diciamo, la produzione hanno abbandonato questo sistema e hanno utilizzato batteri per fare produrre a loro questo mRNA. In questo modo però si sono liberati anche frammenti di DNA. Quando se ne sono accorti hanno aggiunto ai vari al prodotto un enzima per stagliuzzare, per sminuzzare il DNA, ma a questo punto la cosa è ancora più grave perché più frammenti ci sono, più sono piccoli, più è facile che possano integrarsi nel genoma e quindi poi andare ad alterare funzioni, geni magari che servono per il controllo della proliferazione tumorale o altro. In più in Pfizer c'è anche questo virus, queste sequenze di virus SV40, un virus della scimmia, che non si capisce assolutamente come abbia fatto a finirci, anche perché è un rischio che è una sequenza che ha un alto potere cancerogeno. Un altro problema, anche questo, guardate, veramente c'è da chiedersi, perché chi ha fatto questa cosa ha vinto il Nobel, avrete sentito la Caricò e quell'altro, no? Il Nobel per la medicina è stato dato a questi due soggetti che hanno avuto l'idea, malaugurata mi sento proprio di dire, di sostituire una base, che si chiama uridina, con questa pseudouridina che è estremamente più stabile, che è poco presente in natura, quindi qualcosa che la natura non ci aveva messo, forse più saggia di noi, non l'aveva utilizzato questo tipo di molecola. Loro hanno sostituito nei vaccini l'uridina con questa pseudouridina, perché in questo modo questo mRNA è diventato estremamente più stabile. Però guardate, questo è stato pubblicato anche su Nature, che è la rivista più importante al mondo da questo punto di vista, nel 2024, all'inizio di quest'anno, e dicono sì, va bene, hanno messo questa pseudouridina, ma questo però, sulla base di esperimenti che loro hanno fatto, comporta un'alterazione poi nella sintesi proteica, non solo di quello che deve fare, del lavoro che deve fare questo pezzettino di mRNA, ma su vari livelli. E quindi quest'altro articolo anche è saltato fuori, appunto questa pseudouridina è amico nemica del cancro. In realtà si è visto che altera tutti quelli che sono meccanismi molto complessi del nostro sistema immunitario e porta ad una diminuzione dell'interferone, molecola fondamentale per quanto riguarda anche la sorveglianza nei confronti del tumore. E del fatto che aumentino, ad esempio, avete visto all'inizio in Inghilterra, soprattutto melanomi, linfomi, sono le forme tumorali in cui è maggiore la sorveglianza immunitaria. Il sistema immunitario ha un ruolo molto importante. Se il sistema immunitario è deficitario, è chiaro che proprio questi tumori sono i primi ad aumentare. Un altro evento, che poi anche questo penso sappiate, comunque questa spike che doveva rimanere solo pochi giorni o al massimo qualche settimana, è stata trovata fino a 6 mesi circolante, proprio la spike vaccinale. Ci sono anche studi che fanno vedere addirittura l'hanno trovata per altri 2 anni, ecco. E qui è uno studio molto interessante perché sono andati a vedere la spike in controlli sani non vaccinati e in pazienti invece malati di Covid. In loro non c'era nessun tipo di proteina spike circolante e c'era invece nelle persone vaccinate. Questa è una delle tante obiezioni, ma possiamo rispondere sulla base di studi. Ma poi l'interazione con geni oncosoppressori sono quelli che tengono a bada quando c'è, come dire, anche
un'iniziale trasformazione neoplastica. Ma anche qui purtroppo quando si va a giocare tra virgolette col genoma ci possono essere delle brutte sorprese, ma poi anche questa viene soppressa l'attività di questa P53 che è un gene che serve per riparare proprio il DNA, quindi capite bene che se viene meno l'attività di riparo, ecco, chiaramente anche questo aumenta il rischio di cancro. Ma poi la diminuita, e ve l'avevo già accennato, produzione di interferone, che è stata anche questa studiata con indagini fatte in individui vaccinati, individui sani, individui che avevano superato la malattia, si vede che l'abbassamento dell'interferone conforta un deficit nella risposta immunitaria sia nei confronti delle infezioni. Sapete meglio di me che quanta gente vaccinata poi si è presa anche il Covid o anche altre malattie in maniera infettiva, in maniera molto, molto forte, ma anche nei confronti del tumore. Quindi è stato messo a rischio, insomma, quella che è l'efficienza del nostro sistema immunitario. E questo è un altro meccanismo ancora, anche questo è estremamente interessante, perché si è visto che con questi vaccini viene stimolata la produzione di particolari immunoglobuline che si chiamano IgG4. Sono delle immunoglobuline che da una parte, quindi anticorpi, che da una parte sicuramente hanno anche un ruolo utile, ad esempio pensate gli apicoltori che a forza di essere punti dalle api diventano insensibili, quindi ci rende tolleranti, diciamo, all'antigene questo tipo di immunoglobulina, però sono purtroppo molto, come dire, dannose quando si alleano col tumore e proteggono la cellula cancerosa da tutte le altre da tutte le altre diciamo possibilità che abbiamo di difenderci e quindi di eliminare la cellula tumorale. Quindi diventano questi IgG4 delle alleate del tumore. Qui c'è una grande letteratura che faceva vedere come queste immunoglobuline ad esempio proteggevano le cellule del melanoma eccetera anche da quella che è la chemioterapia. Ecco, quindi questo è uno studio molto interessante fatto su dei sanitari. Dopo la somministrazione del vaccino Pfizer si vede che le IgG4, che sono una frazione piccolissima, via via aumentano fino a diventare quasi il 20% di tutte le immunoglobuline complessive. Quindi capite bene che anche questo come dire, è un altro meccanismo ancora che può facilitare l'insorgenza dei tumori. Ed infine quest'altro anche che può spiegare la particolare aggressività delle forme tumorali che spesso si osservano, il fatto che cellule già differenziate possano regredire verso una forma di transizione attraverso quella che si chiama transizione epitelio-mesenchimale, ovvero sia cellule che regrediscono ad uno stato embrionale e riacquistano la capacità di muoversi, di attraversare, di creare nuovi vasi sanguigni, di entrare nel torrente circolatorio, quindi di dare metastasi. Ecco, allora, quindi finiti i vari meccanismi, penso che sia difficile, però quello che mi interesserebbe è cogliere che sono tante le modalità con le quali appunto questi prodotti possono indurre e aumentare questa diciamo la trasformazione neoplastica. Questi, come studi anche pubblicati, uno studio molto interessante fatto su topi, volevano questi ricercatori indagare non l'azione cancerogena ma l'azione sul cuore, per cui hanno preso 28 topi, a 14 topi gli hanno dato una soluzione salina, a 14 topi invece gli hanno dato una dose alta di vaccino del tipo Pfizer. Dopo che gli hanno dato la seconda dose, 2 giorni dopo la seconda dose, uno di questi 14 topi è morto spontaneamente. Quando sono andati a vedere di che cosa era morto, hanno fatto una diagnosi
di un linfoma linfoblastico acellule B, tipo linfoma leucemia, che parte dai progenitori linfoidi della B, ecco, B perché ci sono B, T, adesso non entriamo troppo nel dettaglio, e quindi l'autopsia, tutti gli organi interi di questo topo, voi vedete, questo sarebbe l'autopsia di un topo morto per morte naturale, non malato per questa cosa, voi vedete l'enorme aumento di tutti gli organi, reni, il fegato, la milza, tutto quanto, ecco. E quindi hanno pubblicato questo studio e voi capite bene che basterebbe cominciare a replicare questi studi, a farli, a studiarli magari anche con dosi più basse, qui la dose era molto alta, però insomma qualche dubbio dovrebbe sorgere, però evidentemente non c'è grande interesse insomma ad approfondire la cosa. Quello che vi faccio vedere adesso, queste tabelle in modo estremamente veloce, sono casi clinici pubblicati. Questo poi sul sito Fondazione Lineare Salute trovate la pubblicazione che ho, questi sono andate proprio a cercarli uno per uno, a raccoglierli, insomma, riportando. Queste sono una tabella delle patologie linfoproliferative appunto della linea B, queste sono le varie istologie. E questo è il tempo di esordio dal momento della vaccinazione, quindi spesso veramente voi vedete pochi giorni o al massimo una settimana, quindi insorgenza, quindi ho un linfonodo che esplode a livello latero-cervicale oppure nell'ascella, oppure delle forme appunto di leucemia. Queste sono leucemie, questi sono linfomi diffuse grandicelle, queste sono le sigle istologiche, ecco. E comunque sono pubblicati questi 8 casi di leucemie e linfomi a partire dalle cellule B. Questi sono 10 casi, anche questi pubblicati, nella pubblicazione, questa fra parentesi è la pubblicazione di riferimento bibliografico, e quindi anche qui 10 casi di patologie linfoproliferative a fenotipo T. E infine l'ultima tabella, questi sono 6 casi di patologie, leucemie mieloidi acute o leucemie, soprattutto leucemie acute mieloidi, insorti anche questo in relazione, vedete, molto, molto rapida rispetto alla somministrazione del vaccino. Questo è un caso, questo mi fa piacere farvelo vedere, perché è un caso che ho capitata alla mia osservazione, una signora che mi ha contattata, anzi mi ha contattato un avvocato che voleva che facessi una relazione per questo caso di una signora giovane, sana, in perfetta salute, per fargli avere un riconoscimento. Ho fatto questa relazione, ovviamente la commissione militare che deve riconoscere la causalità non l'ha riconosciuta, però poi da di qui è nato questo lavoro che è firmato anche dal professor Masanori Fukushima, il giapponese. Non è disponibile per tutti, lo possono leggere gratuitamente per intero, perché è pubblicato come preprint, quindi si trova in internet. Ancora non abbiamo trovato una rivista che lo pubblicasse, però l'importante è che le informazioni circolino, chiaramente, quindi già questo si aggiunge a quella lista che vi ho fatto vedere prima. Questa è l'ultima diapositiva, le conclusioni. Allora, quali sono le prove dell'azione cancerogena di questa spike? C'è sicuramente un'azione cancerogena anche da parte della spike virale, ma è estremamente più limitata, e i dati soprattutto del Giappone ce lo confermano. I dati epidemiologici ci attestano purtroppo che c'è un aumento di mortalità un po' in tutto il mondo, e si può dimostrare per esempio in Svizzera, USA, Inghilterra e Giappone.
C'è questo effetto oncogeno anche della spike virale, ma come avete visto nell'anno della pandemia nessun aumento di mortalità, incidenza si era registrato, ma solo a partire dal 2021 con tumori anche molto aggressivi. I meccanismi che possono spiegare l'azione cancerogena sono la presenza dei nanolipidi, la contaminazione dei plasmidi, la sostituzione di questa base dell'uridina con la pseuduridina, l'interazione col genoma, la diminuzione nella produzione dell'interferone, l'incremento delle IgG4, quelle che fanno un po' le alleate del tumore, e questa transizione epitelio-mesenchimale che fa regredire cellule già differenziate, le fa regredire ad uno stato embrionale quando quelle caratteristiche sono estremamente funzionali all'organismo. Quando succede invece in un adulto, chiaramente le cose non vanno bene. Allora, io con questo ho finito, spero di non avervi annoiato troppo, di avervi fatto magari capire qualche cosa, e sono a disposizione poi se avete delle domande o dei chiarimenti. Grazie. E intanto anche Grazie Patrizia. L'occasione di fare un altro collegamento, non so se mi si ricorda. Grazie Patrizia per la tua spiegazione. Ti pregherei ovviamente di stare lì perché Sì, sto qui. vogliamo sentire il giornalista, il dottor Max Del Papa, giornalista indipendente, che credo che abbia anche lui delle cose interessanti da farci sentire, da ascoltare, perché proprio anche sulla sua pelle quello che gli è successo. Anche quando che è finita praticamente l'intervento di Max, farete delle domande sia a Max sia anche alla dottoressa Gentilini. Intanto grazie ancora una volta Patrizia, e do la parola ovviamente al nostro amico Max Del Papa. Grazie. Allora, in questo caso si dice sempre, però in questo caso credo dovrebbe essere un impegno più serio. Sarò più breve possibile, perché sennò poi non ci sarà spazio per le vostre curiosità. Mi presento perché non posso presumere che tutti o una buona parte delle persone intervenute qua mi conoscano. Qualche amico c'è, e lo ringrazio, però insomma io devo presentarmi. Mi chiamo Massimo o Max Del Papa, è uguale, e vi confesso che non so bene come definirmi, e allora ho pensato, non sapendo bene come presentarmi, ho pensato di scippare quell'attacco così memorabile di Charlie Mingus, che era un jazzista famosissimo, nella sua autobiografia. La comincia così: io sono tre. Ecco, anche io in questo caso posso dirvi che io sono tre, per non sapere chi sono. Cioè sono un informatore, cioè uno che fornisce, almeno speriamo, delle notizie, delle informazioni, delle cose che magari non si sanno poco, però sono anche un testimone, perché in particolare con l'ultimo libro che ho scritto mi sono trovato a raccontare di me e a rispecchiare poi purtroppo la situazione drammatica di tanti altri come me, o anche più all'estremo di me. E poi appunto sono anche parte in causa, cioè sono un giornalista in questo caso che parla di se stesso perché suo malgrado paradigmatico di una situazione. Io sono qui dopo 8 mesi per la prima volta, questa è la mia prima uscita pubblica dopo quasi un anno, perché sono malato, ho un cancro, ho un linfoma, e quindi le cure sono ancora lunghe, molto pesanti. Oggi mi sono fatto forza, mi sono letteralmente trascinato su dal letto per venire qua, tra l'altro un viaggio piuttosto lungo perché io salgo dalle Marche. Che cos'ho? Ho un cancro del sangue,
un linfoma, un nome lungo, linfocitoplasmo, insomma, non mi interessa, insomma, linfocitoplasmosi è un linfoma indolente, non Hodgkin, al quarto stadio, giunto al quarto stadio, cioè all'ultimo, che mi ha compromesso, invaso il midollo osseo per il 90%, e questo ha richiesto e sta richiedendo delle cure abbastanza massacranti. Qui scatta subito la domanda che molti mi fanno, molti in maniera provocatoria: perché ti sei vaccinato? Vi confesso, io sono sempre molto infastidito da questa domanda, perché appunto la vedo come qualcosa che va a parare sempre da un'altra parte, però l'accetto. Perché mi sono vaccinato? Perché intanto 3 anni fa non c'era la consapevolezza che c'è oggi. Noi abbiamo sentito tutta questa prolusione ricchissima e molto complessa della dottoressa di Patrizia Gentilini, e molte cose lei ha citato, molti meccanismi, molte scoperte che sono emerse negli ultimi 2 anni, quindi in un periodo che era già in qualche modo posteriore alla vaccinazione di massa che è partita nel 2021. Mi rendo conto che la mia posizione dà adito a delle perplessità, mi rendo conto di essere, non è una retorica e non è un vanto, ma ancora una volta non so bene come definirmi, perché io passo per un Novax, ma in realtà io ho un cancro perché mi sono vaccinato. Ho fatto 2 dosi e subito dopo, l'ho fatte nell'estate del 2021, e immediatamente ho cominciato a stare male, a sentirmi male. Adesso non importa che io vi racconti tutti i sintomi che ho accumulato, però ecco, vi basterà sapere, se vi interessa, che io con queste sintomatologie avevo imparato a convivere, non ci facevo più caso. Tanto è vero che quando i medici poi mi hanno scoperto questa patologia, mi hanno chiesto: ma lei, scusi, come ha fatto a tirare avanti così tanto tempo? Perché i dolori e i fastidi devono essere stati atroci. Sì, lo erano, però sapete, c'è sempre un problema, c'è da lavorare, c'è una madre da gestire, c'è l'ospizio, c'è quello, c'è quell'altro, e quindi tu finisci per convivere, per rinviare sempre il momento della verità, che per me è arrivato con un incidente fortuito. Io sono caduto, mi sono frantumato una spalla, e anche questo io lo imputo al linfoma, perché io non ero mai caduto dalla mia moto, a maggior ragione una moto ferma, immobile. Sono caduto, da lì mi hanno portato all'ospedale, mi hanno fatto gli esami di rito, e dagli esami si sono accorti che ero pieno di linfonodi. Gli linfonodi vogliono dire quasi sempre un male come il mio, un tumore, e infatti poi per esclusione, con altre TAC, altri esami, altre verifiche, altri esami del sangue, eccetera, eccetera, per esclusione sono arrivati a questo tipo di linfoma. Che cosa fa questo? Perché io sono convinto, sono sicuro che questo linfoma me l'ha causato il vaccino? Per le cose che ha detto la dottoressa Gentilini fino adesso, Gentilini fino adesso, e sono tutte cose scientifiche, molto complesse. Io non so quanti di voi l'abbiano capite fino in fondo, credo pochi, perché sono cose da scienziati. Io stesso fatico a capirle, le capisco forse un po' di più perché le ho riscontrate sulla mia pelle e nel mio sangue. Però in sostanza questo linfoma si sviluppa così. Probabilmente io avevo già a un livello latente tutto questo. Il vaccino me lo ha slatentizzato, me lo ha scatenato, me lo ha liberato, e quindi si è avuta una progressione. Infatti era un linfoma indolente, io non me ne potevo accorgere finché non è successo qualche cosa. In sostanza, le difese immunitarie, il mio patrimonio immunitario crolla, mi hanno spiegato i medici che mi hanno curato, e che erano tutti per i vaccini, attenzione. Il mio patrimonio immunitario crolla, l'organismo, la faccio molto grezza, molto semplice, ma insomma in sostanza è questo qui, l'organismo reagisce cercando di sviluppare degli anticorpi, ma questi anticorpi nascono già malati. E questo è il linfoma, questo è il meccanismo della proteina spike, né più né meno. E di tutte le diavolerie a mRNA
che sono state poc'anzi elencate, tutte queste cose da stranamore che la dottoressa Caricò ha escogitato, come vi ha raccontato la dottoressa Gentilini, e le hanno anche dato il Nobel. La dottoressa Caricò, peraltro, subito e poi in occasione della premiazione aveva messo le mani avanti dicendo: io ho fatto questa tecnologia insieme a un collega, però questa tecnologia effettivamente può scatenare e scatena delle forme multipatologiche, dei cancri, dei tumori, delle leucemie, dei linfomi, eccetera. Quindi state attenti, io l'ho fatta, poi sono affari vostri. Questo è il mio linfoma. Allora, perché mi sono vaccinato? Perché all'epoca, se vi ricordate, poi lo vediamo un attimo, c'era una grandissima confusione, un grandissimo rumore di fondo. Da una parte c'erano questi ultras del vaccino, questi virologi che abbiamo poi imparato a conoscere, che per me sono dei ceffi, va bene? E che volevano tutti andare a parare da qualche parte, volevano tutti andare a parare in politica, volevano tutti andare a parare negli affari. Questo è evidente, però, anche dall'altra parte c'era un gran rumore di fondo, c'era molto spesso poca trasparenza, c'erano degli interessi diversi e io ho conosciuto tanta gente che aveva assunto questo rifiuto non in maniera più o meno meditata o scientifica, perché queste sono cose molto complicate, le dice uno scienziato, ma in una maniera molto fanatica, molto ideologica e anche molto maliziosa. Io girando, perché, e questo va a mio danno, va a mia colpa, mi sono vaccinato, ma io già prima avevo cominciato a parlare e a scrivere pubblicamente in maniera diffidente, scettica verso i vaccini. Cioè il mio problema in realtà era: si rispetti la libertà di scegliere, poi uno può prenderlo, non prenderlo, vaccinarsi, non vaccinarsi. Quello da cui io stavo lontano, e questo fa ancora una volta di me qualcuno che non sa come definirsi, era la posizione da tribù. Sì perché sì o no perché no, per cui il vaccino se lo fai è di sinistra, eccetera, europeista, se non lo fai invece è contro l'Europa. Io queste cose non le volevo mescolare. Ho incontrato tanta gente nelle mie incontri come quello di questa sera che mi è arrivata a dire: io mi sono messo nella galassia Novax perché mi sono legato a questo o quel personaggio, speravo anch'io di avere un futuro in politica, però poi questo ha pensato solo a sé, mi ha mollato e quindi mi ha tradito, e allora io da Novax sono diventato Provax, o viceversa. Tutto questo a me non appartiene, mi dispiace. Io non contesto il fatto che chi ha una posizione contro i vaccini poi abbia delle sue determinate convinzioni in politica estera, nell'economia, nella finanza, quello che si vuole. Quello che io però non approvo è creare una confusione, un rumore di fondo così grosso, così distorcente su una cosa che è già grave di per sé. Cioè bastava la problematica della libertà di scelta e della potenziale pericolosità. Allora dico: ma tu però... E allora io incontro tanti... Intanto devo dirvi che per questa mia situazione io ho ricevuto molte auguri di morte. Prima dai Provax, perché non mi decidevo a vaccinarmi. Allora dice: devi morire, che ti venga il Covid e che tu muoia. Sono andato avanti così. Poi quando mi sono vaccinato è toccato ai Novax. Ti sei vaccinato? Che ti venga un cancro, io ho ancora gli screenshot su X, su Twitter, così, che ti venga un cancro così impari, muori, quando morirai, questo me lo disse addirittura un'amica che non nomino perché è anche abbastanza conosciuta, quando morirai mi farò le matte risate perché così impari. Poi quando ho cominciato a scrivere sulla mia pelle di quello che il vaccino aveva comportato, è toccato ancora ai Provax, verme, assassino, devi morire. C'è anche gente, uno di questi gruppo Elio e le storie tese, certo Rocco Tanica, non so se lo conoscete, che mi ha scritto: sei una merda Novax, tu sei la merda, devi morire. Poi ha tolto lo screenshot, ma io l'ho tenuto. Il problema è che io non sono un Novax perché mi sono vaccinato, ho un cancro perché mi sono vaccinato. E allora la gente mi diceva: ti sta bene, perché dovevi saperlo.
Può darsi, dico, ma queste cose così complicate come le ha raccontate la dottoressa, la scienziata Gentilini, loro le sapevano? Tu eri un medico? Eri uno scienziato? No, io sono un ultras della Juventus, c'ho un chiosco, io sono un ingegnere, tutto meno che medico. E c'è stato anche chi mi ha detto, ma io le cose, io le sento, le so. Bravo, complimenti. Io le sento, le so. Però a me non basta questo. C'era un gran rumore di fondo, c'erano delle tribù, era difficilissimo capire. Io mi prendo le mie responsabilità, infatti pubblicamente le ho dette, ma vi rispondo in questo modo. Io intanto posso avere tutte le colpe del caso, sono un privilegiato, sono un giornalista, ho studiato, ho avuto accesso alle fonti, però io in questi 8 mesi di malattia e di cura ho incontrato tante persone, contadini, pensionati, operai, gente che si esprime male, gente che fa fatica a leggere, e queste persone non gli si può andare a dire te la sei cercata perché dovevi sapere. Che sanno questi? Io non dimenticherò quel vecchietto che dopo aver preso i vaccini, perché glieli hanno dati a forza, è diventato paralitico. E allora c'era una vicino in oncologia con me che diceva, ma almeno ti sei fatto risarcire? Dice, ma che risarcire? Che mi hanno fatto firmare la liberatoria, che non era una liberatoria, lo scrive oggi la mia amica Silvana De Mari, anche lei medico radiato, non era una liberatoria, era un ricatto ed era un discarico di responsabilità. Quanti milioni di persone non scolarizzate, anziane, umili, sono state ricattate in questo modo? E vi ricordate, bisognava pur lavorare, bisognava vivere, bisognava portare a casa il pane per la famiglia, per i figli, qualcuno doveva sacrificarsi. Vi faccio 2 esempi velocissimi, brevissimi, per chiarire meglio questo concetto, poi passo oltre. Uno, io ho incontrato ultimamente in una trasmissione televisiva, adesso non importa che io vi dica chi è, ma lo conoscete senz'altro, un personaggio, uno di quelli che all'epoca di tutta questa contesa era uno di quelli che sgomitavano di più, che si davano più da fare, che voleva entrare in politica, ci ha provato, non ci è riuscito, come molti, il quale in una trasmissione, qualche se la fa, parlava di questa Ilaria Salis, che oggi è sulla bocca di tutti, no? E diceva, no, lei è una martire, è una compagna, è una che al massimo avrà tirato una borsettata. Sì, Un attimo, per favore. È una che avrà tirato una borsettata a gente molto più grossa, eccetera. Ora, tutto questo è semplicemente falso. Io non discuto, ognuno si può regolare come vuole sulla Salis, fatto bene, fatto male, candidata, non è candidata. Il problema è che questa Ilaria Salis ha già 4 condanne per atti violenti, tutto il comando che era coinvolto con lei nel fatto che poi l'ha portata in galera in Ungheria, sono stati tutti condannati, hanno tutti ammesso le loro responsabilità, e inoltre ha 29 segnalazioni in polizia per atti violenti. Quindi non è vero che questa persona è una martire che ha tirato una borsettata, semplicemente questo è falso. Poi si possono dare tutte le declinazioni ideologiche che si vogliono, ma quello che diceva questo signore è falso. Questo signore era uno dei più scatenati nell'universo Novax. Questo, secondo me, fa perdere di credibilità, e lo dico sia come cittadino, sia come informatore, perché, come vi ha detto Patrizia all'inizio, io parlo di scienza, io devo essere inattaccabile, ha ragione. Lei non ha parlato di magia o di cose, non vi ha raccontato dei vaccini che mettono i microchip e poi si collegano con le scie chimiche e allora c'è tutto un complotto per cui noi siamo contro. Lei ha parlato di scienza, solo scienza, difficile scienza. Non ha fatto altre avrà le sue idee, onestamente, correttamente non le ha tirate dentro. Mi sembra ingiusto, anche come malato lo dico, tirare in ballo tutto quello che c'è intorno a questo per arrivare al mondo, il rumore di fondo. Il secondo esempio, che è più calzante, che è più importante, è dell'altro ieri. Io vado in piscina perché vi ho detto mi sto ancora curando anche la spalla, da cui tutto è cominciato. In piscina io da un po' vedevo una donna giovane, 43 anni, in forma, atletica, che però non nuota. Fa gli stessi movimenti che faccio io,
sta ferma sul posto e muove le gambe. E allora io avevo già intuito. Allora a un certo punto non ho resistito più, sono andato da lei in una vasca, è stata la prima volta, io ho lavorato in tutti i contesti, in tutte le situazioni, era la prima volta che facevo il giornalista in una vasca da bagno, in una vasca di piscina, e le ho detto: scusami, per non farmi gli affari tuoi, posso sapere che cosa ti è successo? Hai avuto... Dice: l'anca, avevo una leggera malformazione all'anca che non mi ha mai dato problemi. Dopo che ho fatto 2 dosi di vaccino, sono peggiorata velocissimamente e non stavo più in piedi. Ho dovuto sostituire l'anca con una protesi di plastica. Dopo 2 dosi di vaccino. Ora mi sto curando, ma presto toccherà l'altra anca, che è già intaccata, una cicatrice così. Beh, è una cosa che colpisce, che fa male. Vedere questa donna giovane, mi ha detto: io vengo in questa piscina da 7 anni, ho sempre nuotato come una matta e ora non nuoto più. Ora muovo la gamba perché devo fare riabilitazione e mi toccherà anche dall'altra parte. Ho fatto 2 vaccini. Allora lei mi ha detto spontaneamente: credimi Massimo, io all'epoca, a parte che mando avanti un'azienda con 40 dipendenti, quindi non potevo permettermi di lasciarli tutti allo sbando perché non mi facevano più lavorare. Ma a parte questo, io sono passata una volta davanti al centro vaccinale e ho detto no. Poi sono passato una seconda volta e ho detto no. Poi sono passata la terza e ho detto no. Alla quarta una mattina mi ha preso e ho detto: basta così, non ne posso più, lo faccio, forse starò male, ma mi tolgo questo masso, mi tolgo questa ossessione che mi hanno instillato. Perché, ha detto, io potevo pensare che qualcosa non andasse, non avrei mai potuto pensare che ci avessero mentito a tale punto da iniettarci dei veleni letali. Questo un cittadino normale non lo può pensare in un regime democratico, altrimenti era fine. E invece purtroppo è quello che è successo alla mia amica della piscina e a me e a milioni. Ecco, spero di essere stato abbastanza esauriente per quello che riguarda la mia scelta così apparentemente incoerente. Allora, io da qui comincio a fare i miei articoli, faccio questo libro, che è un libro scritto più di letto che di getto, perché io in questi 8 mesi non mi sono alzato mai, non mi sono alzato più, perché vi ho detto, ero al 4º stadio, quindi mi hanno somministrato una terapia estremamente pesante, i cui effetti erano e restano devastanti ancora adesso. Io sto facendo un grande sforzo per essere qui stasera, ma lo faccio molto volentieri. Quando Giorgio mi ha chiamato ho detto: vengo subito, anche se non sapevo se ci sarei arrivato. Faccio questo libro e i temi sono in sostanza 3, ancora una volta 3. Io sono 3. Cioè, uno sono le risultanze scientifiche sulle quali qui non mi soffermo, perché indegnamente, perché non mi sembra il caso di invadere un campo diverso che è stato già trattato in una maniera così precisa, esauriente, perfetta da uno scienziato. Sarei un presuntuoso, sarei un arrogante, sarei uno sciocco. Comunque nel libro ci sono, perché mi sono fatto un dovere di mettere praticamente questi dati, più altre ricerche, proprio in punta di scienza, non di magia, non di superstizione, non di pensati sano come Chiara Ferragni. Quindi questi dati che Patrizia vi ha elencato nel libro ci sono. Poi la casistica delle vittime. Tutte queste morti improvvise, tutte queste morti non spiegate, non si può più tanto dire, tutti questi turbocancri, se la scienza, come vi ha raccontato Patrizia, si sente a un certo punto in dovere nel 2022 di coniare una definizione nuova, turbocancro, per definire qualcosa che non c'era, che non si riesce a spiegare, un'insorgenza talmente veloce, talmente vorace, talmente violenta, talmente spaventosa che non si riesce a definirla. Evidentemente vuole dire a un livello logico che qualcosa è successo, prima non c'era, e Patrizia Gentilini vi ha dimostrato che cosa è successo dal 2021-22 in poi, 23.
le tabelle, l'insorgenza, gli aumenti clamorosi di tutte le patologie. E poi c'è la mia vicenda, che è la vicenda di uno che da 8 mesi gira per ospedali, per reparti di chemioterapia, e nella quale si sono sempre più riconosciuti prima decine, poi centinaia, poi migliaia di persone che mi scrivono, che mi hanno raggiunto in questi mesi che io ho messo nei libri, non ho fatto in tempo a metterli tutti, anche persone che stanno, per così dire, guastandosi, marcendo dall'interno, che tutti i giorni si muovono meno, riescono a muoversi meno, e qualcuno mi ha detto: Massimo, io invidio quelli che muoiono di un infarto improvviso, perché io non voglio, non ce la faccio più a vedermi morire di giorno in giorno. Fino a quando? L'assunto definitivo di questo libro, che io ho intitolato Ti vaccini, ti ammali e muori, non c'è bisogno di spiegare perché, è una risposta alla menzogna che pronunciò Draghi. E si è saputo poi che era una menzogna, perché si è saputo ultimamente che l'allora capo dell'AIFA Palù lo aveva avvisato dopo la morte di Camilla Canepa. Morire. Guarda che questi vaccini AstraZeneca. E allora loro avevano insistito. Non ti vaccini, e no, ti bisogna dire che fanno bene, perché sennò è come ammettere, bisogna spingere ancora di più. Non ti vaccini, quindi il generale Figliuolo, contagi, lui, lei muore. E all'interno del CTS come dell'AIFA c'era gente che rideva. In questo paese quando succede una tragedia c'è sempre chi ride. Scoppia un terremoto, ci sono quelli che ridono. Crolla il ponte Morandi, ci sono quelli che ridono, o che devono andare in vacanza come Casalino, no? Quindi se la prendono perché dicono: cazzo, proprio adesso che stavo andando in vacanza. Muore Camilla Canepa di 18 anni, ci sono quelli che ridono e che dicono: chissà quanti ne dovranno morire ancora. E insomma, tutti ridono. Il governatore Toti si è saputo adesso che truccava i dati. Era uno che 3 anni fa diceva, a parte che lui, adesso poi lo vediamo un attimo, era uno che 3 anni fa diceva: il Covid è una cosa seria, chi si mette a truccare sui dati e sulle cose merita la galera. Ed è venuto fuori che li truccava lui. No? E ridevano. Allora, l'assunto che può riassumere questo libro è che questa faccenda del Covid, che così tante declinazioni scientifiche necessariamente presenta, in realtà di scientifico aveva poco o niente. Cioè, per me è stata una faccenda politica, una faccenda di potere, una faccenda nel quale il potere si è ritrovato tutto insieme, graniticamente, da sinistra a destra. E prova ne sia che, se voi vedete, in questo paese così rissoso, così polemico come l'Italia, Lorillo diceva sempre: io non capisco perché ogni volta che vengo qua in Italia siete sempre a litigare su tutto, ma non vi rilassate mai. E lo diceva Lorillo, che era un rompicoglioni nato. Dice: ma come fate a vivere così? Allora, in questo paese dove tutti litigano su tutto, se ci fate caso, l'unica cosa su cui non si scannano è i vaccini. È la gestione della pandemia. Perché? Perché erano tutti dentro. Perché questi 3 governi che si sono succeduti erano tutti dentro, tramite la Meloni, che però stava alla finestra, non si è mai compromessa neppure lei, tutti gli altri erano dentro. E infatti in questo momento tutti difendono Toti, che per carità sarà innocentissimo per le faccende del porto, però sui dati taroccati no. Eppure questa cosa così grave, ripeto, restiamo al fatto del Covid, restiamo al fatto dei vaccini. C'era un governatore che truccava i dati del Covid per poter spacciare più dosi. Poi, secondo la magistratura, io non lo so, serviva a lucrare, ad avere dei vantaggi, delle tangenti dalla sanità pubblica e da quella privata. Lo vedrà la magistratura se riuscirà a chiarire questo. Che però truccavano i dati, è certo, perché lo ammettevano loro. Voi avete sentito qualcuno di destra come di sinistra che si è indignato su questo? Io no, nessuno, no? Mattarella, che era quello che diceva non si invochi la libertà per non vaccinarsi, frase agghiacciante, nessuno l'ha contestato. E Mattarella ha detto: la commissione sul Covid non si farà mai. E non si è fatta. Non si fa. È inutile che ogni tanto qualche ministro parlamentare del governo in carica adesso dica: siamo pronti, partiamo.
Perché non si farà mai, si è capito. Cioè questa è diventata la barzelletta, sapete, di Stanley Olio, no? Arrivederci, addio, e stavano sempre lì finché poi sono affondati, no? La commissione del Covid sarà questa. E nessuno dall'estrema destra all'estrema sinistra trova niente da ridire. Una faccenda politica, una faccenda di potere, che si è accorto che era molto facile tenere i cittadini e trasformarli in persone terrorizzate, in schiavi, in sudditanza. Era molto facile, bastava insufflargli la paura, il terrore, il ricatto, e il resto lo faceva la tecnologia autoritaria, le app, il Green Pass, tutte queste cose qua. È stato un gioco da ragazzi, è stato, certo, è successo in tutto il mondo, in Italia un po' di più, come la stampa di tutto il mondo, dal Giappone, dagli Stati Uniti, il Washington Post, perfino il New York Times, di sinistra e vaccinista, ha detto: in Italia è in corso un esperimento sociale, una faccenda di potere. Ora, voi mi potreste chiedere: ma tu che cosa intendi in questo caso per potere? È un discorso troppo lungo, dovremmo fare un'altra conferenza. Me la cavo di sponda, me la cavo ragionandoci un attimo con voi e proponendovi, scomodando, un piccolo libro, importante però, seminale, uscito nel 77, da un filosofo e un sociologo, peraltro di sinistra, di forte sinistra, che era Michel Foucault. Michel Foucault che cosa dice nella microfisica del potere? Un titolo bellissimo peraltro. Distingue la sua intuizione, che fece molto scalpore, fece anche molto arrabbiare all'epoca, nel 77. Ieri, praticamente, l'altro ieri, distingue due tipi di potere. Il potere verticale. Il potere verticale è quello che dallo Stato, dal cielo delle istituzioni, discende sui cittadini, tramite la burocrazia, che fu inventata poi da Filippo IV il Bello. Filippo il Bello, alla fine del 200, cioè Filippo è quello del celeberrimo l'incubo di tutti gli studenti, lo schiaffo di Anagni, no? Bonifacio VIII, che non voleva pagare tutte quelle tasse alle quali Filippo aveva obbligato il clero. E perché? Perché aveva inventato la burocrazia, e la burocrazia costa molto denaro. Allora, il potere verticale è quello che tramite la burocrazia discende su di noi, e quindi con l'imposizione, l'autorità di legge, la violenza legale, Max Weber, tutto quello che volete, e quindi la norma, e quindi la sanzione che è scritta nella norma, per cui se trasgredisci paghi la multa, vai in galera, ti chiudono in casa, ti chiudono dentro. Ecco, questo è il potere verticale, che si è estrinsecato, si è sviluppato nei tempi della pandemia in un modo che di scientifico non aveva niente, perché nastrare, rinchiudere una panchina all'aperto non aveva nulla di scientifico, evidentemente. Consentire un caffè in piedi ma non seduto non aveva nulla di scientifico, ma di paranoico sì. Era un esperimento. Andare al centro commerciale, due scaffali identici, in uno puoi prendere la biancheria, in quello a fianco no. Non era scientifico, ma era un esperimento per i topi, gli stessi topi che poi sono morti per un linfoma che spero non sia come il mio. Non vi sto a spiegare perché, ma spero che, insomma, di non fare la fine del topo. Il potere verticale da noi si è estrinsecato in una maniera dittatoriale, dico io. Ma fosse solo questo. Ma fosse solo questo. Cioè, l'altro potere che distingue Foucault è il potere orizzontale. Il potere orizzontale è il potere che ci lega tutti, è il potere delle nostre relazioni, di tutti con tutti, è un potere diffuso. E qui si potrebbe poi scomodare altri testi, Goffman per esempio, con la teoria dei ruoli sociali, un altro libro che il precedente ha avuto fortuna nei 6 anni, Erving Goffman, no? Cioè tutti noi rivestiamo dei ruoli sociali, per cui allo stesso tempo possiamo essere potenti ma anche vittime, no? Il professore ha un potere nei confronti degli studenti, però quando il professore va in pensione non ce l'ha più. Io ho dei compagni del liceo che a un certo punto, cresciuti, sono diventati loro professori, addirittura nello stesso liceo dove avevamo studiato. Il rapporto tra potere e soggezione si è invertito. Quei ragazzi che
subivano il potere, l'autorità del professore, il potere, sono diventati a loro volta potere per altri ragazzi e così via e così via. Ora, il manager, la mia amica che fa piscina e che ha 40 persone sotto, ha un potere nei confronti dei suoi impiegati. E loro la temono, ma la mia amica, quando poi va in piscina, deve fare quello che dice l'istruttore. Se vai all'ufficio postale, perfino un umile sportellista o un postino ti può mettere al tuo posto, tu non hai più nessun potere perché lui non ti dà più la posta. Fa cadere un potere. Questo è il potere orizzontale di tutti verso tutti. Foucault usa una parola molto bella, réticulaire, il potere reticolare, che ci innerva tutti. Ora, dove voglio arrivare? Tutti questi poteri, no? Quando io mi sono ammalato, io non avevo più il mio potere di giornalista, ero un paziente e mi sono dovuto affidare al potere di chi mi curava, dei medici, dei sanitari. Ora, purtroppo, noi abbiamo visto che in tempi di potere verticale legato alla pandemia, questo potere reticolare, invece di essere in qualche maniera di argine, di ragionamento, di antidoto al potere verticale, è successa una cosa terribile, è diventato ancillare, il potere reticolare è diventato ancillare del potere verticale, cioè faceva quello che voleva il potere verticale. Voi vi ricordate tutti quei sanitari, quei medici, quegli infermieri che dicevano fammi capitare un Novax qua, gli sfascio le vene, gli faccio scoppiare il cuore, gli faccio scoppiare le vene, faccio finta di sbagliarmi e lo buco 50 volte, lo ammazzo, lo rovino, lo distruggo, gli cavo le budella, con una ferocia che aveva molto del male puro che si scatena nelle dittature. Non c'era più logica, non c'era più ragione, non c'era più umanità, non c'era più rispetto, c'era solo una ferocia totale. Il potere reticolare è diventato al servizio del potere verticale che era già pregiudicato. Ancora una volta, fosse tutto qui. E i giornalisti? E i giornalisti che hanno alimentato l'odio, che invece di informare si sono scatenati contro i Novax, che non erano Novax, che non erano sempre Novax, erano persone perplesse, erano persone spaventate, erano persone disorientate, erano persone stordite da un rumore di fondo ed erano persone che poi si è dimostrato avevano ragione loro nel non fidarsi. E i giornalisti dicevano porci, schifosi, assassini, andavano coi virologi, no? Sorci, schifosi. Io mi permetto, perché l'ho messo nel libro e vorrei leggere con voi un esempio di quello che ci ha travolto a livello non più di potere verticale ma di potere reticolare, che dovrebbe essere il potere che ci unisce tutti, perché ci rende tutti dipendenti da tutti. Allora, oggi ci dicono gli stessi che la parola dimenticare, superare, c'è stato è stato. Vabbè, saranno volate delle parole, però, allora, l'Emirta Merlino, che si inginocchiava, che faceva quei programmi forcaioli, la fobia verso i Novax, così, quella che mangiava gli involtini, prima perché il Covid non esisteva, poi ha cominciato a dire, dovete morire tutti di Covid, non vi vaccinate, dovete morire, così. Non la faccio oltre perché dopo telefona a persone con le quali magari io lavoro e dice questo del Papa ha rotto il cazzo, noi siamo democratici, lo devi far fuori, è già successo. La Selvaggio Lucarelli, che fa la moralista, no? Il Fedez, eccetera. Vi ricordate la stessa parabola alimentare e poi immunologica? Cioè, se mangiava gli involtini e poi è arrivata a dire Madonna, come vorrei che questi Novax si riducessero in poltiglia verde. La Lucarelli? Come vorrei che questi Novax si riducessero in una poltiglia verde. Un momento, Parenzo, non suggerire, perché non suggerire. Parenzo, no? Parenzo, che per me, vabbè, ma io gliel'ho detto un topo. Vorrei che i rider sputassero nei piatti di quelli che portano il cibo ai malati. Per favore, perché sto appena cominciando. Scanzi, l'ex moroso della Lucarelli, puttana di una Troia impestata, è solo un raffreddore, un rompete il cazzo, io devo andare a teatro, io sono Scanzi. Dopo 2 mesi saltava la fila, truccando la manica per vaccinarsi.
E diceva: mi divertirò a vedere i Novax cascare come mosche mentre mi ubriaco. Paolo Guzzanti: i Novax minacciano le persone, creano terrorismo, vanno arrestati. Scusate, ma ho perso adesso. Oh, mamma mia, ecco, vanno arrestati. Burioni, conosciamo tutti, vanno messi agli arresti domiciliari, chiusi in casa come dei sorci. La piddina Alessia Morani: sono pericolosi, non voglio essere infettata da loro. Parenzo: i rider devono sputargli nel cibo. L'infermiere Cesare Manzini: sarò felice di mettergli le sonde nei posti giusti, lo farò con un pizzico di piacere in più. La collega Carlotta Saporetti: mi impegnerò per staccargli la spina. L'altra collega infermiera Francesca Bertellotti: gli bucherò la vena 10 volte fingendo di sbagliarmi, poi qualcos'altro per torturarli mi verrà in mente. L'altra infermiera sanitaria Sara Della Torre: l'intubo senza anestesia e poi vi chiedo come stanno, tanto non possono rispondermi. La collega Vania Zavater: il Covid gli sembrerà una gita rispetto a quello che gli faremo. Questa è la migliore di tutti, la infermiera influencer Martina Benedetti, era quella amica del Cartabellotta, quello di Gimbe. I responsabili, pericolosi, io mi consumo per voi, e si faceva filmare dappertutto con i segni delle mascherine che non lasciano segni, fanno altri danni ma non lasciano segni. Era truccata come un pelle rossa. Subito dopo andava in vacanza a Dubai e si filmava col drink e le tette in evidenza a Dubai. E a me è rimasta una grande curiosità di capire chi ha pagato semmai quella in vacanza a Dubai a un'infermiera così stanca, così distrutta, così impegnata. Il padrone Cartabellotta, per cui lei lavorava, il padrone della fondazione Gimbe, che chissà perché ha avuto un monopolio sui numeri del Covid, quello che diceva lui era Vangelo e tutto il resto non c'era. Questo Cartabellotta faceva le filastrocche alla Gianni Rodari. A Natale una grande tavolata, solo se parentela tutta vaccinata. Per il cugino che non ha fatto il vaccino, un tramezzino nello stanzino. Fatevi curare voi da uno così. La dottoressa Mariana Rubino: fosse per me farei le camere a gas. Il dottor Giuseppe Gigantino: campi di sterminio per chi non si vaccina. Il collega Mirko Doc Ribun: ricoverare amici non vaccinati lo trovo uno dei momenti più straordinari dell'umanità. Il medico Filippo Maiolini: più duri bisogna essere, discriminare ovunque chi non si vaccina. Il giornalista Sebastiano Messina: i cani possono entrare, voi come giusto restate fuori. La collega Laura Cesaretti, del giornale questa: non sarà bello augurare la morte, ma chi sentirebbe la mancanza dei Novax? Poi invece sono morti quelli che si sono vaccinati. Il collega Stefano Feltri: vanno esclusi dalla vita civile. Luca Telese: testa di cazzo, mandategli i carabinieri a casa. Lucia Annunziata, oggi candidata in Europa, eccetera eccetera. Lo Stato prenda per il collo i refrattari e magari glielo spezzi. Alfredo Faieta: pulizia etnica come in Ruanda con lo storminio dei Tutsi. Sono giornalisti questi, Il sindacalista, ex sindacalista Felicori: vagoni separati e piombati per i non vaccinati. Il vice sindaco Giovanni Spano: prego Dio che si infettino fra loro e muoiano velocemente. Il vice ministro Pierpaolo Sileri: vi renderemo la vita in inferno, vi faremo impazzire. Il ministro Renato Brunetta: il Green Pass serve a schiacciare le cimici opportuniste ai massimi livelli. Qui siamo al gramscismo più veloce, più feroce, quello Gramsci definiva cimici della borghesia, no? Quelli capitalisti. Vediamo un po'. Il governatore Gianni: Novax fuori dai luoghi pubblici. Il governatore Toti: Novax sono i nostri talebani e quindi vanno eliminati. L'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato: i Novax dovranno pagarsi i ricoveri. La senatrice Licia Ronzulli, l'organizzatrice di feste di Berlusconi, che ha messo la fatua a me per non andare in Mediaset, infatti non mi vedrete mai, poi un attimo vi devo dire su questa cosa. I responsabili, parassiti, opportunisti, untori, fanno ammalare tutti. Il vero assessore pugliese Lopalco: a casa mia i non vaccinati non entrano. Il collega Pregliasco: niente scuola ai bambini non vaccinati, i rapporti sessuali meglio da soli, comunque con maschera, non oltre 15 minuti e se possibile nella posizione della pecorina. Questo l'ha detto lui, Pregliasco, cioè, no? Il costituzionalista del PD Sabino Cassese: colpevoli di non essersi vaccinati devono pagare una parte almeno delle cure mediche. Questo è stato anche gentile, tutto sommato.
il cantante J-Ax prova odio verso i Novax, l'astropiddina Samantha Cristoforetti, quella che va in orbita e poi va da Fazio, con le sue fatue spaziali, no ai ciarlatani su Facebook, io mi vaccino perché mi fido delle istituzioni, specie se del suo stesso partito. Alessandro Gasman, figlio d'arte purtroppo, senza arte, niente vaccino? Allora non entrino né nei ristoranti né nei negozi né da nessuna parte. Claudio Amendola, collega di Gasman, mi sono fatto il vaccino e ho detto, se sta bene, io sono AstraZecone, ma chi non se lo fa è un problema di ignoranza, non sanno parlare, non sanno un cazzo, sono ignoranti. Lui è un AstraZecone, AstraZeneca è stata la prima a ritirarsi i vaccini perché erano micidiali, erano letali, l'AstraZecone. Claudio Bisio, cabarettista di estrema sinistra, chi non vuole il Green Pass sia chiuso in casa, non c'è Salvini che tenga. Salvini era anche lui per il Green Pass, peraltro, perché i Maneskin, questo gruppo pop di bimbo minchia, ripigliatevi, voi Nuvax siete come i terrapiattisti, sono diventati testimonial della baronessa Ursula von der Leyen, che è quella che aveva negoziato le 10 miliardi di dosi con Albert Bourla, quello di Pfizer, e hanno fatto sparire i messaggi. E i Maneskin sono diventati i testimonial della baronessa e dell'Unione Europea, che li ha soldati per fare gli appelli alla gente a votare adesso alle prossime elezioni. Votare chissà come poi, chissà per chi. Voi cosa dite? Troppi ne lascio fuori. Questo è stato il potere reticolare al servizio del potere verticale. Per me è stato un potere demoniaco, perché non c'era più umanità, non c'era più fede, non c'era più sacro, non c'era più niente, c'era solo un odio cieco, furibondo, per il quale nessuno ha chiesto scusa, perché oggi le cose sono cambiate. Cioè, per molto tempo io, anche quando ho cominciato le cure, io ho detto subito, sono stati i vaccini, e trovavo dei medici che non mi guardavano negli occhi, mi facevano il sorrisino, oppure facevano così, come dire, io so che tu sai che io so, però non lo posso dire. Qualcuno, o addirittura qualcuno, perché io mi sono fatto, poi ma sai, potete immaginare, biopsie di qua, biopsie di là, e ogni tanto capitavo anche col medico, l'infermiere, il tecnico di laboratorio che mi conosceva e mi diceva, tu sei Max, t'avessi conosciuto prima, ti impedivo. Dico, sai, ti impedivo. La scelta è scelta, poi uno se ne assume le responsabilità. Quindi c'è stato chi, perché non sai quello che ci hanno fatto, non sai quello che si sapeva, non sai. Però qualche medico, anche in buona fede, che mi cura, che mi ha curato, che mi ha sfidato, come i provocatori, come Rocco Tanica, a trovare la prova del diavolo. Cioè, dimostrami che è stato il vaccino. 8 mesi dopo, 8 mesi sono niente, sono un attimo, sono uno schiocco di dita. 8 mesi dopo nessuno me lo chiede più. Perché di prove del diavolo, e Patrizia ne ha fornite tante, noi le abbiamo fornite tutte, le abbiamo fornite con la scienza, con i papers, con le ricerche, con i dati, con le statistiche, con i Dalglish, con i Malone, con i Tarro, con le Gentilini, con gli stramezzi, tutto quello che volete, metto dentro medici di tutti gli orientamenti di tutte le cose, con le De Mari, con i medici, con i De Donno, questo lo voglio citare più di tutti, e sapete perché? E il plasma autoimmune funzionava. 8 mesi dopo nessuno ci chiede più la prova del diavolo. Allora sono io che adesso inverto la prova del diavolo e dico, dimostrami tu che non è stato il vaccino a farmi ammalare. E non parlano. E AstraZeneca ritira. Perché ritira? Perché la scienza, alla fine, la scienza, non le chiacchiere, non quello che se lo sentiva, non il mago, la scienza ha dimostrato, ha messo insieme la scienza, però la scienza quando è dogmatica, quando fa comodo, non si tocca, dovete stare tutti chiusi nello stanzino, quando non fa più comodo perché la scienza, no, Popper, si falsifica, eccetera, eccetera, allora si toglie, lo diceva Patrizia, non si ascolta più, non si cita più, non si notizia più. Io umilmente nel mio piccolissimo ho cercato di fare questa operazione col libro. L'inversione è stata clamorosa, è clamorosa, della prova del diavolo. Io ho un'esperienza ancora una volta personale.
Quando ho cominciato a farmi i primi cicli di chemio a novembre, mi trovavo con altri come me, ed erano persone molto incazzate, e quando io mi facevo sfuggire, e poi dopo me ne sono accorto che la cosa aveva girato, perché tutti i medici e gli infermieri che erano così gentili, così accudenti, così carine, così materne con me, appena io ho detto sono stati i vaccini, hanno cominciato, cioè non mi rivolgevano più la parola. Una addirittura si è permessa di dirmi: se non era per il vaccino non stavi qua tu. E io gli ho detto: quanto hai ragione. Però da allora la voce è girata, vabbè, questa è una militante, non vi dico di quale partito, e quindi mi odiava, vabbè. Allora i miei colleghi di cura e di malattia, anche loro dicevano: ma tu che ne sai, tu rompi i coglioni, anche gente semplice, perché io vivo in una provincia delle Marche, così. No, tu che cazzo ne sai, come fai a dire così cos'ha? Uno noi si è alzato: ma vaffanculo, va porco qua, porco là, che cazzo, io mi sono fatto 5 dosi. E dico: ma stai qua però? Che cazzo vuol dire? Va bene. Poi il giorno dopo torna e mi dice, adesso ve la faccio un po' in vernacolo perché... Porco! Ci sono pensato! No, non mi sono fermato. Ci sono pensato! Perché mi sono ricordato che qua in reparto mi hanno detto: da 2 anni non sappiamo più dove mettervi. Cioè non sappiamo più, siamo pieni fin qua. Negli ultimi 2 anni, linfomi, mielomi, leucemie, non sappiamo più come arginarli. E dico: questo non ti dice niente? E nell'arco di 6 mesi io sono passato dai reparti di chemio dove tutti stavano zitti e mi mandavano cristianamente a fare in culo perché io dicevo questa cosa, oppure magari mi andavano a leggere, quindi sapevano chi ero e quindi si arrabbiavano, a gente che oggi, ma anche semplice, anche la donnona contadina, materna, simpatica, che diceva: bastardi, sono stati i vaccini, siete tutti degli stronzi, e non viene più nessuno a zittirla. Perché? Perché le cose che ha riferito Patrizia Gentilini le sanno anche loro, il meccanismo, la proteina spike, tutte le diavolerie mRNA, le sanno, come lo stravolgimento della genetica, il crollo, me l'hanno detto loro, te è crollato il sistema immunitario e quindi adesso i tuoi anticorpi sono malati, eccetera, eccetera. Perché AstraZeneca si è ritirata? Sì, perché la scienza l'ha inchiodata, e anche per non dovere più spiegazioni, per non dovere più risarcimenti. C'è anche chi ha ipotizzato, come la mia amica Maddalena Loi sulla Verità, che sia stata una tipica operazione di altri concorrenti, Pfizer, che ha fatto uscire certe tracce, no? Cioè praticamente li ha fottuti, li ha incastrati. Legge del mercato, legge della giungla, legittima, logica, se si attua un concorrente c'è più spazio per noi. Però i vari Pfizer e Moderna non hanno calcolato una cosa in questo caso, che loro non vendevano auto, loro vendevano prodotti altrettanto velenosi di AstraZeneca, e infatti si è sviluppato un effetto domino. Cioè, una volta che sono venuti fuori i danni causati da AstraZeneca, sono saltati fuori altri malati a dire: cazzo, io ho preso Pfizer, come me, e mi è successo il cuore, mi è successo l'infarto, mi è successo il linfoma, mi è successa la paralisi, mi è successo il turbocancro, mi è successo il turbotumore, e quindi questa cosa travolge anche loro. No, io non credo nella giustizia umana perché la faranno franca, non credo neanche nella giustizia divina perché purtroppo, per quello che vale una notazione, quello straccio di fede che avevo in questi 8 mesi, che sono stati troppo di tutto, mi ha tolto via tutto. Quindi io non credo al Gesù addolorato che si prende la briga e dice: adesso questi li castigo, non ci credo. Però in una cosa credo, che biblicamente la verità la puoi soffocare, strangolare, veritare finché vuoi, prima o dopo esce. E sta uscendo. Allora, concludo con questa osservazione. La verità che emerge. Ci sono diverse verità. La verità scientifica sta emergendo, ve ne ha parlato Patrizia Gentilini fino a poco fa. La verità politica sta emergendo, perché adesso sono loro stessi gli Speranza e cose, in maniera molto poco dignitosa, in maniera abbastanza ignobile, però ammettono anche loro le loro bugie, sono emerse, stanno emergendo. In questo caso la verità sta facendo un ottimo lavoro, anche se non mi ama, perché poi lì c'è tutto un discorso anche lì di protagonismi, di cose. Vabbè, però insomma la verità sta emergendo, non pagheranno, sono tutti uniti, però questa cosa sta emergendo.
quello che ancora non sta emergendo è il ruolo delle vittime. Le vittime hanno diritto ad alcune cose. Una è essere riconosciute come vittime, non come visionari, come delle teste di cazzo, come gente che se l'è cercata. Perché la prima cosa da fare con una vittima è rendergli il ruolo di vittima, rendergli il ruolo della dignità, della persona. Io oggi, a proposito di potere reticolare, ho avuto un'esperienza molto di impatto in questo senso. Siccome il treno che avevo preso per venire qui aveva accumulato 95 minuti di ritardo, e non potevo prenderlo, quindi avevo bisogno di un'altra coincidenza, se no non venivo stasera. Mi sono rivolto a una giovane operatrice, controllora, non so, operatrice di treno, le ho spiegato, dico, guarda che lei mi ha guardato in faccia e mi ha detto: si metta in fila, vada allo sportello e non rompo. Gli ho detto: ma se io c'è una fila così ad Ancona, se io vado allo sportello perdo anche la prossima coincidenza, non posso fare un cambio di treno, tra l'altro vi lascio più soldi, non posso fare un cambio di treno per venire. Lei allora ha fatto una cosa, non mi ha più guardato in faccia, cioè io le parlavo e lei mi guardava come se fossi stato trasparente, si è messa a parlare ostentatamente con un collega con la chioma fluente, gli occhiali a specchio, e io le parlavo e non esistevo più. Chi faceva questo? I secondini in lager avevano tolto l'umanità alle vittime. Questo ha fatto. Per fortuna ho trovato un altro collega, un controllore giovane, che si chiama Simone, il quale gli ho spiegato, gli ho detto: guardi, io sto andando a fare una conferenza sul fatto che sono malato, mi aiuti perché non posso, venga con me. Abbiamo preso lo stesso treno, ha parlato con un suo collega, ci sono voluti 10 secondi. Il potere reticolare, il potere di tutti verso tutti, che può essere buono o può essere cattivo. Alle vittime devi dare rispetto di vittima, primo. Secondo, alle vittime non puoi dire, come ha fatto Speranza, siete degli assassini. Voi adesso il prossimo 1 giugno, no, chiamate Andrea, che è quello della carrozzina. Andrea è quello, io lo so perché ci sono in contatto, al quale Speranza ha dato dell'assassino e ha detto: che vuoi, te la sei cercata? Hai firmato la liberatoria? Allora che vuoi? Questo non si può più fare, invece si continua a fare. La terza cosa è: le vittime vanno riconosciuti i rimborsi, perché non possono più vivere, perché non possono più lavorare, perché saranno invalide per sempre. Invece, mentre in Inghilterra con AstraZeneca, eccetera, hanno cominciato a rimborsare i primi 162, hanno cominciato in Giappone, hanno cominciato negli Stati Uniti, hanno cominciato in Svezia, hanno cominciato in Inghilterra, dove l'ex primo ministro Boris Johnson si è scusato. Siamo andati troppo oltre. In Italia avete sentito uno di questi che ci augurava la morte scusarsi? No, perché erano tutti insieme. Il potere autoritario verticale. Qui c'è l'ultima contraddizione. Lo Stato continua a dire per bocca delle sue istituzioni: sì, è vero, questi vaccini possono essere letali, però poca cosa. Rarissimi casi, come dire, vabbè, se uno muore, rarissimi casi, però non li possiamo rimborsare, siete troppi. Allora siamo rarissimi o siamo troppi? E lo Stato dice, trova delle scuse, dice: ma però il Covid, noi siamo ancora fermi alle tabelle del 1981, quello è la fattispecie, il Covid è di 2 anni, non possiamo. Lo Stato sta dicendo: ma se fanno tutti come voi, se fanno tutti così, dove andiamo a finire? No. Allora, l'impegno è questo. Io non credo che si dice sempre: ma la gente l'avrà imparata? Io non credo che la gente come compito abbia quello di imparare. La gente deve vivere. La gente ha delle possibilità limitate, spesso la gente deve campare, la gente si ammala, la gente tira la carretta. In parte hanno imparato, perché se è vero che a forza di spingere sulla campagna vaccinale l'ultima ondata è crollata, non ci sono state vaccinazioni, un po' impara, ma non si può chiedere più di questo alla gente. E difatti i vari AstraZeneca, Pfizer, Moderna, eccetera, si stanno riconvertendo. Cioè, va bene, la finiamo col vaccino Covid, però vi daremo degli altri vaccini su tutto. Su tutto. Adesso ieri c'era una ricerca in Inghilterra per cui hanno praticamente isolato 19 proteine potenzialmente cancerogene, eccetera, eccetera, e il risultato è curare le persone 7 anni prima che si ammalino. Ora,
Io non sono un oncologo come Patrizia, non sono uno scienziato, ma ci arrivo anch'io, ci arriviamo anche noi, che curare le persone sane vuol dire farle ammalare, come è successo col vaccino, perché non c'è un farmaco che poi non scateni delle conseguenze. Allora questa idea che loro stanno preparando adesso di curare le persone non malate a me sembra altrettanto mostruosa. Che difese ha la gente su questo? Non le ha, perché quando l'OMS o chi per lei deciderà che un'altra pandemia deve arrivare, come dice la Capua, come dice quello, come dice Burioni, come dice Pregliasco, non ci saranno delle difese. Là tanto si dice che il regime attuale, il governo Meloni eccetera non è come l'altro. Io non lo credo, cioè hanno congelato le misure autoritative, non le hanno abolite, le hanno congelate, sono lì. E lo hanno detto spesso, lo ha detto la Meloni, lo ha detto Schillaci che poi è un uomo di speranza, c'è una continuità, hanno detto non illudiamoci, perché se dovesse succedere o quando succederà un'altra situazione analoga al Covid, ci torna tutti dentro. È facile. La tecnologia del controllo migliora di mese in mese. Ora, lo chiedo a ciascuno di voi, se voi aveste tutto il potere possibile, ci rinuncereste? Così? Rinuncereste al brivido, alla libidine demoniaca di tenere tutti dentro e dire cazzo, quello che voglio faccio. 60 milioni tutti dentro. Io non lo so, perché poi l'occasione fa l'uomo non ladro, ma demone. Allora, quest'idea di curare i sani, a me fa venire in mente, e chiudo, un romanzo molto bello della Maëlys de Kerangal, che si chiamava Riparare i viventi, è una storia molto straziante, molto dolorosa, molto poetica, sul tema dei trapianti. I trapianti di organi, persone che stanno morendo ma non sono ancora morte, ma non sono più vive, insomma tutta una serie di interrogativi religiosi, etici eccetera. Riparare i viventi. A me sembra che quest'idea di riparare i sani, che poi significa ammalare i sani, sia forse ancora più aberrante di quello che ci hanno fatto e che sta lì dietro l'angolo. Allora, io non posso chiedere alla gente, non posso aspettarmi dalla gente, potrei chiedere una cosa a chi gente è un po' meno, cioè, e chiudo veramente, questo libro di cui vi parlavo è un libro autoprodotto, che senza una distribuzione, senza un editore, senza passaggi televisivi, radiofonici, cose, vengo qua, vado dalle persone, senza niente di niente, è arrivato primo in tutte le classifiche su Amazon, perché io lo vendo solo su Amazon, me lo autoproduco, eccetera. Ora, dimenticate per un attimo che io parlo di me. Un libro che parla dei vaccini ne parla male e diventa primo. Che cosa vuol dire? Che evidentemente c'è un interesse. Che cosa vuol dire ancora? Che evidentemente c'è un interesse da parte del potere. Non faccio la vittima, non sono oscurati, non sono... È una situazione oggettiva, non me ne frega niente. C'è un interesse a che non se ne parli. Io non andrò mai né in Rai, né a Mediaset, né alle radio, né alle cose, perché non ci posso andare, perché mi hanno già detto tu sei matto. Anzi, a misura che avevi ragione sei matto, sei malato, cazzi tuoi, ma tu non puoi venire qua a raccontare la tua malattia, sei scemo, perché metti tutto in crisi, va bene. Però io sono anche l'unico che io conosco, diciamo esposto, diciamo con un ruolo pubblico, che ha avuto, vogliamo dire la dignità? Se non il coraggio, vogliamo dire lo scrupolo, una parola neutra, di dire io sono malato, dopo il vaccino, io mi sono ammalato, sono certo per il vaccino, io mi sono sbagliato, con tutte le giustificazioni che posso proporvi, eccetera, i rumori di fondo, eccetera, però io ho fatto una scelta sbagliata. Tutti gli altri, dove sono? Tutti gli altri che cadono malati, che cadono... stanno tutti zitti. Allora, la Simona Ventura va in televisione con la paralisi di Bell, si è fatta 4 vaccini e dice è stato il freddo. Ora, voi, io non so se voi abbiate esperienza di studi televisivi, non c'è un posto caldo come l'inferno come uno studio televisivo. Piero Pelù, che vacciniamoci tutti, io me lo ricordo, 4 vaccini, 5 vaccini, diventa sordo. È una patologia anche questa tipica, dice è stata la cuffia che era settata male. Va bene. 800 atleti morti nel 2023.
tutti giovani, tutti sani, tutti atletici, tutti controllati, 800, tutti caduti in piscina, nei campi di calcio, nei campi da tennis. Tutti i tennisti italiani crollano uno dopo l'altro a 20 anni. Sinner, ve la do in anteprima, non è che ha chiuso quest'anno, Sinner probabilmente ha chiuso la carriera, numero 1 del mondo. Uno che ogni volta che vince un torneo piglia 4 milioni. Berrettini, che faceva il testimone al vaccinale, distrutto, non riesce a tenere più in mano una racchetta. Si sono vaccinati tutti, sì o no? Perché non lo dite? Io sono stato accusato di crudeltà, di cattiveria, di cose perché ho attaccato Giovanni Allevi quando è andato a Sanremo. Però, sai, malato lui, malato io. Ora, io per carità, io non pretendo che Allevi vada a Sanremo a fare il rivoluzionario da Amadeus, però anche tutta questa questi pianti, queste cose, si mette a baciare la tastiera, il nuovo Giovanni. Io sono il nuovo Giovanni perché tutti i giorni sorge il sole. Ma che cazzo stai dicendo, per Dio? Anch'io tutti i giorni quando vado a fare chemio lo vedo il sole, sta dall'altra parte, non mi aiuta. E non sono il nuovo Max, sono una persona malata che non sa se la cava. Allora tu non puoi andare davanti a 10 milioni di persone a dire sono il nuovo Giovanni e lecco la tastiera e bacio il pianoforte, perché se no non ti fanno fare il tour mondiale. Ma tanto non lo fai lo stesso, non stai in piedi. Allora la Enrica Bonaccorti le scoppia il cuore, 8 ore di operazione a cuore aperto, torna e dice sì, un sospetto ce l'ho avuto, però poi mi hanno detto che non era. Chi te l'ha detto? Quelli che mi hanno vaccinato. E cosa ti hanno detto? Mi hanno detto che perché da bambina, 75 anni, da bambina ne facevo tanta ginnastica e poi fumavo tanto. Ma quanto cazzo volevi fumare? Ma scusa, ma tu fumavi come i Rolling Stones che ai tempi d'oro fumavano 10 pacchetti, 12 pacchetti al giorno? Quanto cazzo puoi avere fumato per farti crepare il cuore da un momento all'altro? Allora io dico, per carità, non pretendo che facciate quello che faccio io, però un sospetto logico, dignitoso, lo volete palesare o no? Quante dosi? Io chiedo sempre, quante dosi? Che cazzo vuoi? Quante dosi? Quante dosi? 5. Sempre così va a finire, sempre così. Allora, se questi cosiddetti VIP non si prendono la coscienza, è inutile poi dire la gente deve imparare, dipende anche da noi. Vi lascio davvero, vi lascio solo però, ecco, in questo modo, perché a me poi sono capitate anche tante modi diversi anche, e quindi anche poesie, anche ridi, per raccontare questo. Proprio su questa faccenda io vi lascio con una poesia che ho scritto e che si chiama, è brevissima, I miei occhi fissi. Non vi spiego perché. Non è vero che poi cambia tutto, che ne esci diverso, che sei nuovo, un nuovo te, fresco come un fiore di campo, dritto il gambo nel sole. Queste sono cazzate. Semplicemente non te ne frega niente, più niente, desolatamente. È tutto asciutto e tu non sei più tu, è tutto asciutto. Le borse sotto gli occhi, il dolore nelle ossa, la rabbia, l'impazienza, e non ti frega un cazzo di chi ti vede coi suoi occhi e spiega. Non è vero neanche che impari a capire, a perdonare, ad accettare gli altri e te stesso, il cancro e la rovina, e Dio asciuga tutto, dal passato al futuro, l'attesa, l'orrore, la stanchezza cronica, la colpa, il peccato, l'espiazione, la pace, l'estinzione. E nei tuoi occhi vitri, a volte fissi, Dio non c'è più. Non sei nuovo, non sei meglio. Non sei. O sei un uomo piccolissimo fra tutti gli altri uomini, offeso e negletto, senza redenzione. Asciuga tutto, il senso delle cose, tra la vita e la morte, e i miei occhi fissi che dicono è lo stesso. Grazie. Ho lasciato veramente
molto spazio a Max del Papa, perché lo merita perché dopo 8 mesi e noi qui come gruppo di Campo San Martino siamo stati privilegiati ad averlo qui dopo 8 mesi che non ha mai ancora fatto una conferenza. Ci sei ancora, Patrizia? Sì. Patrizia? Ci sono, ho seguito tutto. Cosa ti è sembrato, Patrizia? Ciao Max. Come ti è sembrato? Vivo? Mi è sembrato una storia vera, una storia sincera, una storia di una persona che può davvero andare a testa alta e a cui va tutta la mia solidarietà. È veramente un abbraccio anche se sono lontana. Ascolta Patrizia, prima di dare voce qui ai nostri presenti, al nostro pubblico, volevo farti io una domanda, perché ragionando con Max, bevendo un caffè, abbiamo detto che molto probabilmente tutti noi abbiamo un tumore, un qualcosa dentro di noi, e lo chiamiamo dormiente. Dal tuo punto di vista da tecnica, quindi da scienziata, quindi da dottoressa, oncologa, eccetera, questi vaccini possono aver risvegliato questi tumori dormienti che molto probabilmente tutti noi li abbiamo dentro? Allora, diciamo, quello che hai detto è giustissimo, hai capito, nel senso per esempio che le autopsie fatte a persone che sono decedute per incidenti, così, per esempio nei maschi, quando si va a indagare la prostata, una percentuale altissima di maschi, tanto più sono anziani, presenta focolai di tumore nella prostata, e così per esempio la stessa cosa si è vista per quanto riguarda il tumore della mammella nelle donne decedute per qualunque altro motivo, hai capito, andando a indagare tanto più sezioni istologiche si fanno, si arriva addirittura al riscontro di un 20% nelle donne di queste lesioni atipiche, di tumori in situ. Quindi ciascuno di noi fa continuamente, ecco, questo non ci deve spaventare. Abbiamo il nostro organismo è talmente complesso ma è talmente meraviglioso che anche diciamo se c'è l'insorgenza di qualche focolaio di malattia, poi il sistema immunitario, soprattutto l'immunità cellulare, è in grado di eliminare queste cellule e di riconoscerle, e quindi purtroppo ci ammaliamo di cancro. Mi sono occupata tanto delle cause ambientali del cancro, quindi la cattiva qualità dell'aria, i pesticidi, tutto ciò che è nel cibo, nell'acqua, tutte le sostanze tossiche che sono centinaia e centinaia che noi tutti purtroppo ci portiamo addosso, portano ad aumentare questo rischio. Insomma, questo ormai è assodato. Se però abbiamo un sistema immunitario efficiente, questo sicuramente nella stragrande maggioranza dei casi riesce a controllare, e ormai sappiamo quanto è importante proprio il sistema immunitario, l'alimentazione. Ecco, tutti questi consigli anche per rimanere in salute, per come anche l'attività fisica è importante, l'esposizione al sole, cioè è stato fatto nel Covid esattamente il contrario di tutto quello che poteva servire a rinforzare le nostre difese immunitarie. La stessa paura che hanno instillato chiaramente crea le persone dipendenti, insicure, depresse, io allora ho apprezzato molto quello che diceva Max, perché anch'io all'inizio, no, quando è cominciata tutta questa giostra, mi sembra giusto chiamarla così, io non è che chi è che sapeva, chi è che poteva dire
le notizie erano poche, c'era questo martellamento continuo, quindi chi è che poteva adesso sappiamo di più, però per esempio quello che è scattato in me all'inizio è stato qualcosa che mi ha fatto, come dire, subito dire no, non è possibile che dicano alla gente vigile attesa ai malati, chiudere gli ambulatori, vigile attesa, tachipirina, aspettare che... cioè tutto era, come dire, stridente nei confronti di quello che è la mia esperienza di medico, insomma, per cui, cioè, veramente abbiamo toccato il fondo come professione. Io l'ho detto ancora e lo penso, insomma, veramente abbiamo creato, come dire, abbiamo perso la fiducia delle persone. Come posso pretendere, parlo proprio da un punto di vista come categoria medica, che la gente ancora si fidi? La gente è terrorizzata, ecco, se deve andare in ospedale. Poi ci sono tanti professionisti bravi, per carità, però insomma se mi metto, cioè io stessa, diciamo, come dire, non lo so, c'è proprio bisogno di ritrovare di ritrovare un senso etico, non so come chiamarlo, insomma, però di ritrovare un po' di umanità, di civiltà, di buonsenso poi, perché alla fine non è che ci voleva poi molto, ecco. Tutta questa giostra ci ha portato e ha creato dei danni veramente e delle crepe, per cui io veramente ancora non riesco, con tantissimi, mi sono trovata isolata, mi sono trovata sospesa, anche se poi non esercito, però sospesa dall'ordine dei medici, non potevo più fare una ricerca, cioè, quindi ecco, e tutto questo è stato e adesso, anche se molte cose appunto non sono venute fuori così, non ci attaccano più, però ancora non è possibile un confronto pacato, sereno, non è possibile rielaborare, come dire, questa esperienza, e quindi io non pretendo scuse, non pretendo niente, però vorrei che almeno davanti ai dati, davanti ai numeri, che qualcuno venga e mi smentisca. Sarei la prima a essere contenta che mi dicessero: Gentilini, hai preso un abbaglio, quelle statistiche non sono un'idiozia, non è vero, è andato tutto nel migliore dei modi, ecco. Purtroppo non ne vedo nessuno, e tutto questo veramente che hanno imposto, non c'è uno straccio di prova scientifica che lo supporti. Non c'è uno straccio. Quando poi sono arrivati a far vaccinare le donne gravide, i bambini e tutto quanto, questa è stata la cosa che a me proprio mi ha fatto, per non parlare della moneta del Vaticano, il conio della moneta da 20 euro col bambino vaccinato, col ragazzino, cioè io anche questo mi ha fatto crollare il mondo proprio, ecco. E ecco, la famosa Caricò, anche questo, cioè mi ha fatto, non solo è andato il Nobel, ma è stata dal Papa messa nell'Accademia Pontificia della Vita, quindi insomma in un organo del Vaticano, cioè mi fermo qui. Grazie. Allora, io direi, abbiamo fatto un'ora abbastanza tardi, però diamo lo spazio a voi, ovviamente, giustamente. Se dovete fare delle domande sia a Max sia alla dottoressa Gentilini, di farle concise, e pregherei sia Max e sia Patrizia di essere anche loro concisi e brevi. Okay. Chi è il primo? Chi che parte? Nessuno. Tanto abbiamo Posso fare una domanda? Prego. Sono Stefani, volevo chiedere, era necessario chiudere i morti da Covid dentro un sacchetto? Chi è rivolta a questa, Stefania? Beh, io direi che rispondesse la Patrizia, visto che è medico. Cioè, la persona metterla nel sacco nero, quelli che hanno fatto vedere? Sì, esatto. Guarda, anche quello, cioè,
è stata soprattutto poi farli morire isolati e lontano dalle persone, anche lì, cioè è stato qualcosa di inumano, profondamente inumano, che cioè qualcosa di non so come dire, veramente inaccettabile, ecco, perché per queste persone, per chi è rimasto, hai capito, sono i momenti più importanti della vita, no? Quando uno nasce, quando uno prende la porta di uscita, e la morte è qualcosa di sacro, insomma, per cui questa totale, non so come chiamarla, insomma, mancanza di rispetto, ecco, è stato qualcosa che anche questo che ha segnato profondamente la vita delle persone e la nostra società, insomma, credo che sia veramente imperdonabile. Ciao. Scusate, che devo fare dei chilometri. Ok, grazie Patrizia. Altre persone? Altre domande? Io volevo chiedere... Un attimo. Io volevo chiedere se c'è qualche possibilità perché le persone che sono vaccinate possono in qualche modo ripulirsi e non arrivare agli estremi della leucemia o del cancro, quello più forte, insomma, se c'è qualcosa per poterli aiutare. Grazie. Ma credo che anche qui sia una domanda rivolta più alla dottoressa che a Max, insomma. Sì, questa domanda l'ho sentita meglio. Ma allora, guardi, diciamo, intanto, se le persone che non hanno avuto, non hanno sviluppato insomma, problemi gravi, devono comunque, a mio avviso, anche vivere serene, se no poi facciamo lo stesso errore che abbiamo rimproverato quando ci hanno fatto prendere tutta questa paura. È molto importante, anche indipendentemente dal vaccino, comunque avere un'alimentazione adeguata, avere uno stile di vita adeguato, che io sinceramente non mi sento se una persona sta bene, di consigliare protocolli, esami o vari, anche perché non ci sono esami che possano essere predittivi poi del fatto che uno svilupperà questo o quell'altro, anche perché sennò finiamo per medicalizzare la vita, quindi dobbiamo riappropriarci anche del diritto di decidere noi della nostra salute, di sentirci bene, se stiamo bene, non abbiamo problemi particolari, diciamo di vivere sereni, ecco, certamente non trascurare se abbiamo dei sintomi, però chiaramente non fumare, mangiare in maniera adeguata, insomma, come ormai tutti dovrebbero sapere, privilegiare verdura, cereali, frutta fresca, verdura fresca, queste robe qui. Insomma, senza capito, io non mi sento, insomma, perché diciamo di dati sicuri ufficiali se uno sta bene non ci sono, insomma, cure fra virgolette miracolose che possano ripulire dalla Covid. Ecco, in alcuni pazienti, ripeto, in alcune persone è stata trovata, però dobbiamo anche avere fiducia in quella che è cosiddetta la forza della natura, insomma, la natura. Tra l'altro, ecco, per esempio, un dato anche questo che è secondo me incoraggiante, come l'aumento di mortalità per tutte le cause che c'era in Italia sembra si sia, come dire, perlomeno stabilizzato, non si sta più verificando, guarda caso proprio quando gli italiani hanno smesso di vaccinarsi, insomma, quindi ecco, speriamo che le cose possano comunque rientrare, insomma, ecco, chiaramente per chi invece ha problemi o comunque, ecco, lì è il caso di indagare, di cercare di capire e bisognerebbe assolutamente fossero avviati studi seri, ecco. Però ecco, direi che chi non ha avuto problemi, insomma, che viva tranquillo e non si preoccupi più di tanto, ecco, questo mi sento di dirlo, insomma.
Grazie Patrizia. Allora, c'è Max che vuole aggiungere qualcosa, però se c'è qualcuno qualche domanda che va direttamente a Max, quindi va anche a aggiungere alla domanda che ha fatto la signora di prima. Li hai zittiti tutti, Max? No, però io non mi sono zittito. Nel senso Sì, una cosa. Posso dire la stampa, tutto ha cospirato perché la gente si piegasse, tutto. Non c'è stato, io ho sentito pochi giornalisti che hanno, probabilmente tu qualcuno che sono fuori dai fori, ma alla fine insomma quello che ha fatto nascere è tanta rabbia, tanta rabbia dentro, insomma, per questa rabbia non so quando riusciremo a dissiparla. mai. Però è proprio questo il fatto. Anche la rabbia ammala. Sta dicendo Patrizia. Anche la rabbia ammala. Ma scusi, tra i politici c'è stato qualcuno che è morto di Covid? No. Come mai? Sono vaccinati? Perché i vaccini non erano uguali per tutti. Sì, che era acqua fresca. I vaccini non erano uguali per tutti. Io vorrei dire una cosa qua, che io sono anche pieno di gente che adesso mi cerca, mi dice: oh, mi sto cagando sotto, ho paura perché... però questa gente, perché vedo che la gente comincia a morire, ma pure io stavo a morire prima, però non t'ho sentito mai, no? Quando poi la cosa ti sbatte vicino agli occhi, allora... io in questi 8 mesi ho avuto tante testimonianze dai lettori, ma molto poche da gente che non mi ha fatto neppure una visita. Sono spariti quasi tutti. Io vorrei dire, noi siamo oncologici ma non siamo radioattivi, non portiamo sfiga. Allora, un buon modo per restare lontani dalla malattia, per curarsi da sani, paradossalmente è quello di dedicarsi a chi è malato. Sviluppa una serie di endorfine, di situazioni e di anticorpi che non ve lo immaginate neanche, perché noi abbiamo bisogno non della faccina, non del cuoricino su WhatsApp, abbiamo bisogno della telefonata, della voce, dell'amico che ti manda a fanculo, dell'amico che dice sei ancora vivo, testa di cazzo, quello che volete, di una visita, di una sorpresa. E se voi, che adesso siete dall'altra parte, siete i normali, se voi trovate il modo di dedicarvi a quelli che stanno male, questo guarisce il malato un pochino, però guarisce anche voi. C'è un'intuizione. Io in questo periodo ho sviluppato, ve l'ho detto, tanta gente è sparita, qualcuno invece si è fatto vicino come non mai, in un modo encomiabile da vero crociato della vita. Uno di questi, lo dico tranquillamente qua tra voi, è Renato Zero, tutti lo conoscete. Lui a un certo punto tra i vari messaggi me ne ha mandato uno che mi ha detto: ricordati che io ti voglio bene, io sono l'altra che è mio. Non c'è da dire altro, è proprio così. Ricordati che io sono l'altra che è mio. Allora ciascuno di noi può essere altra che è mio. A me è capitato di chiamare altri, di raggiungere altri. Ora io non parlo, cioè non è l'amico che io so che mi vuole bene, anche se non mi raggiunge o mi telefona, io lo so che mi vuole bene, ma parlo di tanta gente che è sparita. Io ho cercato persone malate per dirgli: guarda che mo tocca a te, ma ci sto passando pure io, non ti preoccupare, non si muore, non ti fa male. Così ci si medica, non con i vaccini 7 anni prima. Cazzo. Allora, sono le 11:20 credo. Sì. Allora, io direi di fare un'ultima domanda e dopo chiudiamo. Posso fare una domanda io? Prego. Innanzitutto volevo ringraziare Max, mi hai commosso per la tua testimonianza, mi ha commosso. Da Novax, visto che non mi sono vaccinata, sono stata sospesa, umiliata, meglio lasciar perdere. Anzi, hai dimenticato che il governatore Vincenzo De Luca ci voleva bruciare con lanciafiamme,
che Cateno De Luca, che adesso si è fatto il promotore con la libertà, ha detto non c'è. L'ho messi nel libro, ma se li dicevo tutti sì, ok, però sappi che siamo in campagna elettorale, però io voglio solo dire una cosa, che io ti sono vicina. Grazie. E vorrei abbracciarti forte. Adesso quando stiamo finendo. Ok, grazie. Una domanda volevo fare sia a te, che lo stai vivendo in prima persona, e anche alla dottoressa Gentilini, scusi, spero che sia giusto il cognome, in qualità di esperta. Come possiamo fidarci dei medici, dell'ordine dei medici? Lei, dottoressa, l'ha pagato assieme a lei anche altri suoi colleghi, abbiamo citato Silvano De Mari, abbiamo citato anche altri, l'hanno pagato sulla propria pelle, con la sospensione, con la radiazione, per aver avuto il coraggio di dire solamente la verità. Ma come possiamo fidarci? Noi persone, soprattutto io che sono anche malata perché ho delle malattie, scusatemi, come possiamo fidarci di questi medici, di questa big pharma che ci vorrebbe curare da una parte? Come faccio a prendere un farmaco? Che cosa c'è dentro? Quando poi vai a chiedere al vaccino ti dicono un studio legale, ho sentito anche questo, hanno risposto ma no guardi, l'EMA ha risposto coperta dal segreto militare. Come fai tu, Max, a fidarti? Grazie. Non si può, però non si può neanche buttare via il bambino con l'acqua sporca, in questo senso. Io mi sono vaccinato, ho sbagliato, però poi mi sono affidato, perché ti devi pure affidare. Mi sono fatto delle chemie, non mi sono fatto la danza della pioggia. Tanti mi hanno proposto, pigliati le bacche in Nigeria, fai la danza della pioggia, uno mi ha proposto la cura di Caraferragni, pensati sano. Sto cazzo. Cioè, io mi sono affidato alla scienza, sperando... Cioè non è che si può poi cadere in un vortice, rifiuto tutto, quelli che mi dicono ti sei fatto la chemia, allora devi morire, così impari. Cerchiamo anche di ragionare, poi è un rischio, la vita è un rischio per tutto, si sbaglia, si cosa, però se noi cediamo sul fatto che non mi posso fidare di nessuno, allora non ci salviamo mai. Ripeto, cerchiamo di usare la razionalità che abbiamo, possiamo sempre sbagliare, però una scelta la devi fare. Poi se Patrizia vuole dire. Patrizia, vuoi aggiungere? No, cioè sono d'accordo con quello che ha detto Max, ecco, per cui diciamo, come dire, bisogna cercare di mantenere sempre, di rimanere sempre, insomma, coi piedi per terra, di saper distinguere e poi di trovare magari anche, diciamo, cercare di trovare le persone giuste, insomma, anche di capire, ma quando un medico ha poi davanti un malato, come nel caso di una malattia come quella di Max, è chiaro che ormai abbiamo delle conoscenze che ci fanno essere, come dire, abbastanza anche ottimisti sui risultati che si possono avere, insomma. E quindi quelle sono le cure da fare, non è che possiamo buttare via tutto. Diglielo, perché qua se no viene fuori che ma fa tutti la danza della pioggia. Diglielo, queste sono le cure da fare. No, ma per carità, ma scherziamo. Allora, ma scherziamo davvero, ecco, una cosa è parlare, che ne so, degli ordini professionali che sono diventati il braccio armato del potere, insomma, no? Da organi sussidiari dello Stato sono diventate le stampelle del potere e quindi la cinghia di trasmissione di tutte le nefandezze, insomma, che venivano decise. Un'altra cosa sono i medici che sono in trincea e che quando hanno davanti un malato, poi dopo, voglio dire, non è che anche se diciamo si sono vaccinati, poi anche loro molto spesso adesso insomma si ricredono e hanno perso l'arroganza, ecco, però sono medici che hanno davanti un malato e lo curano. Io adesso, in questo, come dire, non assolutamente mi sento proprio di dire di non
perché sennò passate poi dalla padella nella brace, come diceva giustamente anche Max, cioè non si può, cioè cerchiamo di stare coi piedi per terra, ecco. Di non, quando faccio questi incontri c'è sempre quello appunto che tira fuori il grappene nei vaccini, questo e quell'altro, ma io dico stiamo coi piedi per terra, abbiamo già tanti motivi e li possiamo dimostrare, diciamo, su quelli che sono i rischi legati a questi farmaci. Non c'è bisogno di alzare sempre l'asticella, ecco, in qualche modo. Quando anche uno si trova e ha bisogno, adesso ho avuto bisogno per un familiare, un trauma importante, mi sono trovata tra l'altro in un ospedale che non conosco, in una città che non è la mia, però col 118 ti portano lì e alla fine devo dire sono contenta, hanno operato la persona, è andato bene, sono stati bravi, adesso deve fare una riabilitazione, però hai capito, alla fine i medici, cioè il loro mestiere lo sanno fare, non è che si può così, hai capito? Poi se uno ha una patologia che non risolve, che non riesce a trovare, è chiaro che è bene, come dire, consultarsi, cercare un secondo parere, però quando insomma c'è una diagnosi, si va in un centro che è deputato per quello, insomma non è che anche perché, ecco, mi sento anche di dire questo, non è che nel mondo del dissenso sono tutti limpidi e trasparenti, perché c'è anche chi lucra su poi sulle patologie, promettendo cure miracolose, esami che con quello chissà che cosa si riesce a capire, questo e quest'altro, dobbiamo essere molto molto onesti su questo, insomma, purtroppo, e forse questo è ancora più come dire, colpevole e più vergognoso, insomma, perché si sfrutta, ecco, la situazione poi per propri fini, quindi anche lì io non ho una ricetta per dire questo sì, questo no, cioè cercate ognuno di capire un pochino le cose, però di non abbandonarli, insomma, alle chiacchiere poi che circolano e tutte le notizie più o meno fantasiose, insomma. Mi sento di dire questo, ecco. Grazie Patrizia. Allora, io mi fido dei medici col traverson. Adesso devo tradurre a Max e a Gentilini, ovviamente. Sì, tanto vieni tanto in Veneto. Tu Patrizia hai capito cosa vuol dire traverson? No, non ho capito, non lo so cos'è. Allora il medico col traverson vuol dire il medico col camice, quello senza camice vuol dire che io non mi fido più di tanto. Allora affidiamoci al cosiddetto medico col camice, sì, e forse faremo qualcosa di giusto. Dopo ovvio che c'è sempre il buon senso da una parte e anche all'altra, quindi. Allora io vi ringrazio, citando Max prima ha citato un mio filosofo politico preferito, Gramsci. Gramsci però diceva una cosa, che la verità è rivoluzionaria, e quindi bisogna andare alla ricerca della verità. La scienza, quella che portava anche la Patrizia questa sera, c'è sempre il dubbio, perché la scienza va avanti col dubbio. La scienza è democratica, non come Burioni che dice che la scienza non è democratica. Quindi ognuno deve esprimere un proprio pensiero, anche in medicina, se è possibile, fra medici, fra questi che l'altri. Insomma, bisogna fare le cose sempre con giusto buonsenso. Io ringrazio la dottoressa Patrizia Gentilini, oncologa, ematologa in pensione, ma che comunque è ancora attiva. Grazie a voi, grazie dell'invito, Giorgio. Buone cose, un abbraccio a tutti voi, a Enrico, un saluto, a Max. Ciao Patrizia, grazie ancora. Dovremo incontrarci, spero. Un abbraccione grosso. Ciao. Ciao a tutti. E sempre avanti a testa alta. Grazie di nuovo.
Ciao. Ciao di nuovo. Allora, Salutami il tuo marito. Ciao. Grazie. Ciao. Allora, di nuovo, buonanotte a tutti. Grazie di nuovo. Allora ringrazio anche il dottor Max, no perché il dottore, perché è giornalista, è laureato, il dottor Max del Papa, giornalista indipendente, freelance, si dice, no? Io non voglio parlare con la voce dei padroni, e dico indipendente, che è venuto a trovarci, che è venuto qua, spero vivamente che sia stato soddisfacente stasera, perché ha portato una testimonianza, la sua testimonianza, le sue cose, quello che doveva dire. Io ho sempre detto che è un giornalista incazzato e questa sera si è verificato, è incazzato, è rabbioso, e va bene anche così. Allora, di là c'è il suo libro, di là c'era finiti? Vabbè, sei a posto, non hai più il peso a portarti via in treno. Bene, mi fa piacere. Solo uno, l'ultimo, è rimasto l'ultimo. Grazie a tutti, buonanotte.